Di essere presenti, è un po' caldo, frutto anche della stagione o forse anche frutto del tema che andremo ad affrontare questa sera. Io mi presento, sono Loris Mazzorato, sono sindaco di questo comune e un piccolissimo errore che abbiamo commesso come amministrazione, avevamo un parterre di relatori, siamo andati in stampa, qualcuno nel frattempo ha detto io non riesco a venire. Purtroppo i relatori non sono esattamente quelli da programma, ma i temi rimangono invariati. Io ringrazio Elisabetta Uccello, Marco Cavedon. Marco, presidente della MMT Veneto, Elisabetta, attivista e referente economico. Che cosa sta succedendo? Bella domanda. Adesso permettetemi, io faccio anche un excursus un po' politico, poi può essere contestabile e con questo non voglio dire di avere la verità in tasca. Però oggi sentiamo sempre di più parlare ottobre, data particolare dove verrà fatto un certo tipo di referendum sulla modifica del titolo V della Costituzione. Poi, come ho sentito dire anche ieri dal governatore Zaia, cerchiamo di non dire sì o no perché lui mi piace e quindi dico sì a prescindere, l'altro non mi piace, dico di no a prescindere. Quello che è importante è informarsi, perché le nostre scelte, in un modo o nell'altro, hanno un grosso impatto su quello che sarà il nuovo assetto sviluppo economico. Io da sindaco però do un'interpretazione. Oggi sento da questo signore qui che si chiama Draghi, che l'ho fatto a forma di drago nella maglietta, dove dice, e l'ho scritto in fondo, cessione di sovranità. Cioè, non è più il popolo che deve decidere, ma è qualcuno che decide per il popolo. Io interpreto questo come un modo per dire pecore, quello è il pastore, dovete seguirlo. Credo che è stato dato, nel bene o nel male, un grosso segnale con Brexit. Poi al di là dei problemi, se un voto è stato fatto in modo studiato o meno. Però il popolo non è sempre pecora. Il popolo ha determinate aspettative e dei sacrifici fatti in nome e per conto della grande finanza non gli interessa niente. Il popolo vuole vivere bene, vuole far crescere la propria famiglia, pensa alla salute, al benessere, allo sviluppo. E purtroppo, ritorniamo alla Costituzione, a questo che dovrebbe essere un fondamentale cambiamento, quello che personalmente noto è che si sta portando la nostra Costituzione verso un neocentralismo, cioè un nuovo modo per dare meno sovranità ai cittadini e qualcuno che decide per i cittadini. Scusate che provo a passare un attimo il volume. E va da sé, potrebbe essere anche una bella cosa se davanti ci troviamo amministratori che rispettano principi morali, etici. Ma ahimè, io sono fortemente preoccupato perché il nostro paese è uno dei più corrotti d'Europa. Quindi non è che io voglia pensare male, ma a volte si indovina. Il neocentralismo vuol dire il potere in mano a pochi. Il centro decide per le periferie. È un modello che ho già visto per il passato e che è stato fallimentare. Proprio per la mancanza di moralità che c'è nel nostro paese. Io dico sempre, il nostro paese non sta attraversando una crisi economica, magari fosse economica, perché se è una crisi economica cambiamo le strategie, investiamo in fattori produttivi e la crisi si supera. È peggio, è una crisi socio-culturale, è una crisi di valori, è una crisi morale, è una crisi etica. È una crisi che prima mette gli interessi di pochi davanti e poi quelli collettivi, dove ognuno prima pensa per sé e poi gli altri. Ma ricordiamo che quello che seminiamo raccogliamo. Poi ci dicono la Costituzione va modificata, perché cerchiamo di capire anche quanto tempo ci mettono determinate leggi. E allora dico, cerchiamo di accelerare i processi. Qualche tempo fa è venuto qui da noi il ministro Madia a Treviso e ci dice dobbiamo cambiare le cose perché non è giusto che i cittadini ci mettano 10 anni a avere una risposta.
non sono intervenuto per rispetto, ma nel mio comune in 3 mesi diamo le risposte. Allora attenzione questa demagogia, ma se tu ci metti 10 mesi, un anno, 10 anni a dare una risposta, devi cambiare quello che gli dà nei tempi prescritti? O dobbiamo capire che cosa non sta funzionando su alcuni soggetti? Quindi rischiamo, e io uso sempre una frase forte, in una comunità ci sono 3 malati terminali e allora facciamo la chemioterapia a tutti, quindi ammaliamo tutti. Andiamo anche a demolire quelli che funzionano, i modelli che sono di riferimento. Io mi sono permesso di indossare la mia t-shirt che è 3 anni che lo sto usando, non è per deridere o far ridere, ma per far riflettere. Quando parlo di omicidi di Stato e quello che sta succedendo nel territorio, poi saranno gli argomenti che andremo a toccare questa sera. Quando hanno voluto parlare di cessione di sovranità anche in termini bancari, abbiamo visto che cosa è successo nelle nostre banche. Attenzione a dividi ed impera, ma il presidente di quella banca ha dato il fido all'amico, ha dato di qua, di là, quelle possono essere anche cose vere. Ma attenzione che quello che è successo nelle nostre banche locali, mi avevano già avvisato 3 anni fa, che in un modo o nell'altro avrebbero portato via tutti i nostri risparmi, perché la nostra area è l'area dove pro capite aveva il più alta percentuale di risparmi pro capite. Allora capite che siamo di fronte a qualche cos'altro di diverso. Siamo di fronte al furto della cessione di sovranità. Non siamo più noi ad essere sovrani, non siamo più noi cittadini a decidere di noi stessi, ma qualcuno ci vuole fare decidere in nome di una velocità di decisione, in nome di attentati che vengono fatti, in nome che quelli che appartengono a un certo gruppo religioso sono i cattivi, e quindi ci limitano ogni giorno nelle nostre libertà, e noi diciamo sì è vero perché quelli sono cattivi, e sì è vero perché quelli sono cattivi, e sì è vero perché il direttore è stato ladro, e sì è vero perché. Questi sono i modelli che ci vogliono far credere. E allora io termino, perché poi non è la mia serata ma è la serata dei relatori. Come diceva qualcuno, informarsi è gratis, l'indifferenza costa. L'indifferenza ha un costo sociale altissimo che non possiamo più permetterci. Non sono più gli altri a fallire nel cambiamento. Siamo in una società talmente evoluta, talmente veloce, che è nostra responsabilità, nostro impegno preciso fare qualche cosa per cambiare le cose. Domani mattina dobbiamo avere la forza di guardare quella persona davanti allo specchio quando ci alziamo e andiamo in bagno, e dobbiamo dire a quella persona: cambia qualche cosa, informati, cerca di capire che cosa sta succedendo, perché sono fortemente convinto che il vero cambiamento passa attraverso ognuno di noi. Non sono gli altri a cambiare, siamo noi che dobbiamo cambiare. E con il nostro pensiero dobbiamo contagiare chi ci sta vicino. Dobbiamo cercare di tenere presente una cosa, un dato che mi ha sorpreso in modo drammatico. Il nostro paese, l'Italia, in fatto di libertà di informazione, è al 77° posto nel mondo. Per cui capite che tutto ciò che ci viene fatto passare come vero, fatevi una domanda: siamo al 77° posto al mondo in fatto di libertà di informazione. Quanto è vero di quello che ci dicono i media nazionali? Non voglio rispondere a questa domanda, ognuno si faccia un esame. Però attenzione, non è perché lo dico io, cerchiamo anche di capire altri canali, cerchiamo di capire persone come queste che questa sera dedicano una serata a noi, ci danno la possibilità di informarci gratuitamente. Quindi io vi ringrazio per quello che state facendo, per il vostro impegno, perché anche voi avete avuto la forza questa mattina di alzarvi e dire, al di là che era già una cosa programmata, oggi faccio qualche cosa per gli altri, per dare delle informazioni, per dare un punto di vista diverso, in modo tale che ognuno di noi possa acquisire conoscenza e consapevolezza per fare scelte più mirate. E chiudo: se oggi facciamo esattamente quello di ieri, e ieri abbiamo fatto esattamente quello dell'altro ieri, e l'altro ieri facciamo esattamente quello di 3 giorni fa, non possiamo cambiare. Dobbiamo metterci in discussione e ogni giorno fare qualche cosina di diverso.
Io ringrazio tutti voi presenti e cedo per primo la parola a Marco per la presentazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Marco Cavedon, sono il presidente dell'associazione Veneto MMT. Siamo un'associazione che si occupa di economia, noi. Siamo un'associazione attiva sia a livello territoriale, quindi delle singole regioni, sia a livello nazionale. MMT sta per Modern Money Theory, che in italiano significa teoria della moneta moderna. Siamo una scuola economica che alla fine si occupa dello studio della moneta sovrana, quindi di concetti fondamentali per far capire alle persone come funzionano i sistemi monetari a valuta sovrana, che è una valuta che si usa nella stragrande maggioranza delle nazioni del mondo, tranne alcuni sfortunati casi, quali siamo appunto noi, paese membro dell'Eurozona. Innanzitutto io vorrei fare una premessa prima di partire con ogni discorso che faremo questa sera. Ci viene detto da parte di tutti i media, delle televisioni, dei giornali, che oggi viviamo in un mondo in cui non c'è alternativa. Non c'è alternativa al lavoro precario, non c'è alternativa alla crisi economica, non c'è alternativa, come diceva Loris Mazzorato, alla sempre maggiore perdita di democrazia, di diritti dei popoli all'autodeterminazione. Non c'è alternativa alla fine in un mondo in cui si permette a tutte le cose, a tutti gli uomini di spostarsi senza controlli, senza regole. Non c'è alternativa al liberismo economico, che è quello che di fatto oggi rappresenta la principale causa di tutto quello che sta avvenendo, di tutto ciò che determina sia la grave crisi economica in cui viviamo, sia la crisi di valori, di identità, come diceva Loris. Oggi noi vogliamo in qualche modo fornirvi una visione diversa del mondo, partendo innanzitutto da un discorso economico, perché l'economia è una cosa molto importante, non è solamente quella materia grigia che preferiamo delegare a qualcun altro che riteniamo più esperto affinché sia lui a gestire le nostre vite, no. L'economia è un qualcosa di fondamentale alla fine per permettere alla popolazione di vivere veramente libera, per permettere a noi tutti i cittadini di vivere veramente in una democrazia, in uno Stato che tutela i diritti fondamentali sia degli imprenditori sia anche delle aziende. Questa serata è suddivisa in 3 parti, quindi c'è una prima parte che purtroppo doveva essere tenuta dalla nostra referente nazionale Chiara Zoccarato, in cui volevamo parlare di principi fondamentali della nostra Costituzione. Purtroppo Chiara è ammalata e quindi questa parte purtroppo la dobbiamo trattare in maniera abbastanza veloce. Comunque, quello che dovete considerare è che oggi, come non mai, è importante la difesa della Costituzione italiana, che per carità io sono il primo a dire che su alcune cose si può anche migliorare. C'è un articolo, ad esempio, che dice che gli italiani non possono con un referendum votare sui trattati internazionali, che esatto, l'articolo 75, che secondo me è una merita follia, perché può essere benissimo che noi votiamo un governo che venga corrotto e che venda il nostro paese a interessi sovranazionali, che è la cosa che è successa negli anni 90 con la sottoscrizione da parte del nostro governo al Trattato di Maastricht, che è quello che poi ha introdotto l'Eurozona, quindi la perdita della nostra sovranità monetaria, della nostra sovranità economica. Comunque oggi è importante capire i fondamenti della nostra Costituzione, capire che la nostra Costituzione è un qualcosa di assolutamente diverso, incompatibile con i trattati europei che mettono al primo posto il liberismo economico, la libera concorrenza senza freni. La nostra è una Costituzione avanzata che senz'altro tutela i diritti anche dei singoli, quindi anche degli imprenditori, ma questa libertà in qualche modo deve essere limitata, deve essere regolata, deve essere coordinata per tutelare il bene sociale, quindi affinché l'imprenditore col suo lavoro fornisca anche un qualcosa di utile a tutta la società, quindi fornisca lavoro vero, fornisca benessere economico, un benessere che alla fine sia in grado di garantire dignità ai lavoratori, una vita libera, anche la piena partecipazione alla vita democratica, politica del nostro paese, che è appunto una cosa che è esplicitata in maniera molto chiara nella nostra Costituzione.
e come tutti sapete c'è un referendum che si terrà in ottobre di quest'anno, in cui saremo chiamati ad esprimerci in maniera contraria o favorevole alle riforme che sono appena state messe in atto da parte del governo Renzi, che alla fine sono riforme che diminuiscono gli spazi di democrazia, perché il Senato non è più, i membri del Senato non sono più eletti direttamente dal popolo, perché il Senato alla fine viene ridotto il suo potere, quindi si farà sì che l'approvazione di trattati, delle regole europee, sia ancora più semplice. Regole europee che, come abbiamo appena accennato, si basano sul liberismo economico, dopo le vedremo meglio nel corso della presentazione tutti questi concetti. Quindi la nostra posizione è quella di votare un secco no al referendum che si terrà nel corso di quest'autunno. Quindi questo è il cuore della nostra Costituzione, quindi alla fine un'economia mista, un'economia senz'altro privata, ma che preveda un forte intervento da parte dello Stato. Che attenzione, quello che diremo questa sera è comunque un qualcosa di estremamente nuovo, che va al di là delle semplici ideologie politiche tradizionali destra e sinistra, perché la funzione sociale dello Stato, così come ve la diremo noi, è qualcosa di profondamente diverso da quello che ad esempio ci dice la sinistra. La stessa funzione della tassazione, come poi vedremo, lo stesso debito pubblico, sono qualcosa di profondamente diverso da così come ci viene spiegato dai media. Prima di cedere la parola ad Elisabetta Uccello, che ci presenterà proprio quali sono i principi base della Model Money Theory e come una moneta sovrana può essere utilizzata per tutelare il benessere del 99% delle popolazioni, io prima vi vorrei comunque fornire un esempio di cosa in verità la televisione dovrebbe far sentire a tutti noi per farci comprendere veramente come funziona l'economia, ma non ci fanno sentire, perché preferiscono tenerci all'oscuro, preferiscono tenerci ignoranti sul funzionamento dei sistemi monetari. Adesso vi farò vedere un video proprio di un economista della Modern Money Theory che ci spiegherà cosa in verità è il debito pubblico in uno Stato a moneta sovrana, che non è assolutamente qualcosa di mostruoso così come ci dipingono i media. Anzi, rappresenta la ricchezza del settore privato, paradossalmente. Chiedo scusa. Fai ripartire, sai, ti conviene. Va bene. Chiedo scusa, purtroppo abbiamo un volume un po' basso per problemi tecnici, comunque adesso faccio ripartire il tutto. Separate two things here. First of all, there is absolutely no risk whatsoever of the United States not being able to pay its debts because its debts are denominated in its own currency, the US dollar, of which it is the issuer. So there is no issue of solvency. There cannot be an issue of solvency. The United States is always going to be able to pay its debts. I think a lot of what is going on here is fear-mongering. Look, if you look at Japan, people don't want to hold U.S. debt anymore, though? Downgraded several times by the rating agencies. The 10-year yield on the Japanese government bond, the equivalent of our 10-year treasury, is yielding 1.5%. So the interest rate will be unaffected. However, I will say this. A lot of people view this, I think, through sort of a prism of misinformation. Some of that misinformation in that piece you just wrote. What is the misinformation? I mean, they do believe... What's the misinformation you feel like? The misinformation in the sense that a downgrade would lead automatically and necessarily to higher or skyrocketing interest rates. That just isn't true. Why wouldn't the U.S. have to pay more for its debt if people were concerned about the U.S.'s ability to pay it back? What if
Because as they said in that package, the U.S. has no inability to pay it back because it issues dollars. It can print the dollar to make the payment on the debt. I mean, there's no way that it's not going to be able to make that payment on the debt. And what if At the end U.S. of the day- dollar wasn't the reserve currency anymore? A lot of people talk about that. Even different countries negotiate trades in their own currencies to circumvent the dollar. More and more people are talking about a scenario in which the U.S. dollar wouldn't be the reserve currency anymore. Japan's yen is not the reserve currency, and their interest rate is 1.5%, and they have debt that is 2.5 to 3 times bigger than what the United States has. And the reason why they're able to have a low interest rate is because the Bank of Japan, the central bank, sets the interest rate low, and their debt is denominated in yen, just as our debt is denominated in dollars. So it's a non-issue. You know, the rating agencies should understand this, but I mean, maybe But then I'm how come they asking come too out with much. warnings? How come they come out with warnings? Isn't it even politically difficult for them to come out with warnings? Because, I mean, anybody who's doing that is making a name for himself. It's the U.S. These things are political, from what I understand. The warnings are ridiculous. They are inapplicable to a sovereign nation that issues its own currency. I've had discussions with the rating agencies. Look, these are the same agencies that rated the toxic subprime debt AAA. So, I mean, how do we take them with any level of credibility after that? The fact of the matter is, any country, whether it's the United States, whether it's Japan, whether it's any country that issues its own currency, never has an issue of solvency if its debt is denominated in its own currency. It can always make that payment. So But I then will what are say we this, worrying a about lot of with the people- U.S. and with the U.S. debt? What are we worrying about then? Why can't we just spend into the 14, 15, 16 trillion dollars and continue on this path? What's the problem? What's the big debate about then? Well, there's no problem. The debate is that people have a misunderstanding of this. They view the reality in a way which is mired in misconception and myth. And this is pervasive from the common person on the street all the way up to the highest levels of policy, including our own president, who goes out there publicly and says we are out of money. That is an impossibility. The United States of America issues the U.S. dollar. It could spend in any amount that it wants to. The only real issue here, the only thing that we have to consider is whether or not that spending at some point leads to an inflation. And the only way that's going to happen is when the government spends beyond the capacity of the economy to produce. In other words, when every single person in this country who is able to work is working, and when all of our resources are used up and you spend beyond that, that's when you have a sustainable inflation. That's the real issue we should be talking about. That's the question we should be asking ourselves. And frankly, with a 9% unemployment rate and millions of people out of work and industrial capacity far below what our potential is, and millions of unsold homes and all this other excess capacity that we have, what we should be doing is increasing demand. And the way that we do that in an economy where most people are trying to cut back their debt is for the government to step in and stimulate demand by spending on infrastructure, on education, on healthcare, on basic research and development, on transportation, on alternative energy. These are the things we did in the past. These are the things that created the real capital that was passed along from generation to generation. It's what made this country rich, and it's exactly the thing we're not doing now, because we've become sidetracked on this nonsensical issue of the government of the United States running out of money when it is an impossibility. And sidetracked maybe, but at the same time, the U.S. debt was not what it is now at any of the times that we spent, except maybe during World War II when that paid us well because all of our economic rivals were essentially defeated. And you could argue that Iraq and Afghanistan probably won't pay off as well. But Mike Norman debunking all of the conventional wisdom we are hearing about the deficit and debt debate right now going on in Washington. I appreciate you joining us. Sorry we're all out of time, but we look forward to seeing you again soon. Ok, faccio un'altra piccola premessa, quindi alla fine della nostra esposizione ci sarà anche una sezione dedicata alle domande e alle risposte, quindi qualora abbiate dubbi e cose da chiedere siete invitati di tenere le domande alla fine. Ecco, vi prego già comunque interventi più possibili brevi, concisi, niente commessi, in modo da riuscire a dare spazio a tutti di fare delle domande. Non rubo altro tempo alla nostra relatrice Elisabetta Uccello, a cui cedo subito la parola.
Prego, Giuseppe. Ciao. Un attimo solo, mettiamo le slide. Ok, allora, innanzitutto grazie a tutti. Io vi presento la MMT, vi presento i pilastri macroeconomici della MMT e a seguito di questa presentazione vedremo come i punti fondamentali della MMT siano la base della nostra Costituzione italiana, cioè siano la base economica per la tutela dei diritti inviolabili dell'essere umano che sono tutelati dalla Costituzione del 1947. Dunque, allora, cominciamo proprio da una frase di Gustavo Zagrebelsky. Gustavo Zagrebelsky è un giurista italiano, ex presidente della Corte Costituzionale dal 1995 al 2004 e si è schierato per il no al referendum costituzionale insieme ad altri 48 costituzionalisti italiani, tutti di grande spessore accademico, professionale ed istituzionale. Vi faccio dei nomi: Anna Falcone, Paolo Maddalena, Alessandro Pace, Lorenza Carla Sarre. Se oggi diciamo che lo Stato può fallire è perché il suo attributo fondamentale, la sovranità, è venuto a mancare. Di fronte a lui si erge un potere che non solo lo può condizionare, ma lo può spodestare. Lo Stato china la testa di fronte a una nuova sovranità, la sovranità dei creditori. Presentiamo la MMT innanzitutto. Allora, la teoria della moneta moderna, in inglese Modern Money Theory, è la teoria della moneta moderna, descrive il funzionamento della moneta moderna e come uno Stato a sovranità monetaria possa utilizzarlo per creare piena occupazione, Costituzione italiana, pieno Stato sociale, Costituzione italiana, e promuovere il benessere di tutti i cittadini, famiglie e aziende. Vediamo i principali economisti della MMT, è doveroso farlo. Marco, gira un attimo tu, vedi come vai al successivo un attimino. Ok. E gli economisti di riferimento della MMT sono tutti economisti post-keynesiani. John Maynard Keynes, economista di riferimento del XX secolo, inizio XX secolo, Warren Mosler insieme a Paolo Barnard portò nel 2012 l'MMT. Paolo Barnard, giornalista d'inchiesta in Italia, e grazie a loro, grazie a una serie di conferenze, si è cominciato a sviluppare un dibattito non solo tra economisti ma anche tra politici che fortunatamente ad oggi, oltre ad essere stato dirompente all'inizio, comincia a diventare molto importante soprattutto in ambito politico. Cioè fra partiti politici neonascenti che si sono resi conto che questa teoria post-keynesiana è di fondamentale importanza, ripeto, per riuscire ad attuare quei diritti che sono sanciti nella nostra Costituzione. Sono tutti economisti che fanno capo all'UMKC, l'Università del Missouri, Kansas City, a parte Alain Parguet, che è un economista. Sappiate che Stephanie Kirton è il economista capo della Commissione Bilancio del Senato USA. Allora, vediamo che cos'è la moneta. La moneta che noi tutti utilizziamo oggi è detta moneta fiat. La moneta moderna, io spero che tutti voi lo sappiate, non è collegata all'oro, lo sapete tutti, vero? Benissimo. Fino al 1944 tutte le monete del mondo erano legate all'oro. 1944 accordi di Bretton Woods, le monete sono tutte agganciate al dollaro. Questo aggancio al dollaro resta fino al 1971, perdonate l'inciso ma è doveroso farlo perché questo è di fondamentale importanza. Fino al 1971 tutte le monete sono legate al dollaro, che è l'unica moneta che resta effettivamente legata all'oro. Questa situazione è insostenibile. Nel 1971 il presidente Nixon decide di sganciare la convertibilità del dollaro all'oro e da quel momento tutte le monete risultano avere la possibilità di essere fluttuanti sul mercato.
cioè sono libere di essere scambiate sul mercato senza vincoli di cambio, se non quelli autoimposti. Le caratteristiche di una moneta sovrana sono innanzitutto monopolio di Stato. Lo Stato ne è il proprietario, lo Stato è il proprietario della moneta, è l'unico che la emette e ne ha il monopolio. Ne può emettere quanta ne vuole e senza alcun tipo di vincolo esterno. Non è convertibile né in oro, né in altri metalli impreziosi, né in altri beni e, come appena detto, ha un tasso di cambio fluttuante a seconda della discrezione dei governi, chiaramente, cioè non può essere convertibile a tasso fisso con altre monete nazionali, ma è lasciata libera di fluttuare liberamente dal mercato. Queste sono le caratteristiche che una moneta sovrana deve avere per essere tale e vive in questo modo in uno Stato detto sovrano, perché la moneta è una creatura dello Stato. Significa che lo Stato, punto 1, sceglie quella moneta per i suoi pagamenti. Questo significa che la moneta oggi non è più, come molti di noi dicono, un semplice mezzo di scambio o una merce come poteva essere quando era legata all'oro. La moneta in sé ha una funzione molto importante, ha la funzione di essere un credito. Questo è un concetto che a volte può sembrare un pochino difficile da capire. Un credito significa che dà la possibilità di acquistare, di comprare qualche cosa. Leggiamo, scusate, torniamo un attimino indietro. Lo Stato sceglie la moneta. Questo potere è riconosciuto a partire da Aristotele, passando per Adamo Smith fino all'era moderna. La moneta storicamente nasce non come mezzo di scambio, ma come registrazione di un credito contro un debito. Questo già dall'epoca sumera. Vediamo perché. Allora, all'interno di uno Stato ci sono due tipi di beni: i beni reali, che possono essere le case, il cibo, l'acqua, un bicchiere d'acqua ad esempio, e i beni finanziari, che sono i soldi, dei pezzi di carta. I beni reali noi li conosciamo tutti, hanno un valore intrinseco in sé. Questa sedia ha un valore intrinseco in sé, un bicchiere d'acqua ha un valore intrinseco in sé. Invece un pezzo di carta, una moneta da 5 euro, una banconota, scusatemi, da 5 euro, non avrebbe valore intrinseco in sé. Ha un valore solo se lui mi dà un bicchiere d'acqua, io in cambio gli do un pezzo di carta, un credito, e lui la accetta. Quindi siamo noi che diamo valore alla moneta, se la accettiamo. È un punto molto fondamentale questo da capire. Stephanie Kilton, come vi ho detto, è economista di riferimento MMT e capo economista del bilancio nel Senato USA. Non esistono limiti finanziari per uno Stato con moneta sovrana, esistono solo dei limiti fisici e naturali. All'interno dello Stato Italia l'unico limite fisico che noi abbiamo, sono i limiti fisici. Non avevamo problemi in uno Stato con moneta sovrana finanziari, cioè di quantità di soldi. Effettivamente all'interno di uno Stato i limiti sono quanti beni e servizi possono essere prodotti. Andiamo avanti e vediamo sempre che all'interno di uno Stato esistono 3 settori: il settore governativo, settore non governativo e settore estero. Li descriviamo. Il settore non governativo viene rappresentato dallo Stato, lo Stato con tutto il suo apparato. Sì. Governativo, cosa ho detto? Non governativo, scusatemi, governativo. È lo Stato con il suo apparato amministrativo, e il suo apparato amministrativo anche locale, quindi regioni, comuni, province, e la sua banca centrale. Il settore non governativo è quello a cui noi apparteniamo, siamo cittadini, aziende, famiglie e banche commerciali anche. Il settore estero è tutto ciò che è esterno allo Stato, gli altri paesi. I rapporti col settore estero sono regolati normalmente dall'import-export di beni e servizi e di capitali. Ognuno di questi settori ha un flusso di soldi al suo interno, un saldo.
Questi soldi escono da un settore, può essere quello governativo ad esempio, ed entrano in un altro settore, quello non governativo. Il settore governativo ha dei soldi al suo interno e ha dei flussi di soldi, il settore governativo. Il settore estero ha un flusso di soldi. Ognuno di questi settori ha dei soldi al suo interno che girano e sono in comunicazione con gli altri settori. Wayne Godley, economista, li chiama saldi settoriali e sostiene ogni flusso arriva da qualche parte e va da qualche parte. Affinché uno possa vincere c'è bisogno che qualcuno perda. Il debito di un settore, il meno di uno di questi settori, è il più di un altro settore. Significa che il debito di un settore è la ricchezza di un altro settore. E Godley sosteneva che questi tre settori non potessero mai essere tutti e tre riportanti un più o tutti e tre riportanti un meno. È il famoso principio dei vasi comunicanti. Il settore governativo è quello a cui noi apparteniamo. È composto da cittadini, aziende e le banche commerciali. All'interno di questo settore ci sono dei soldi che non possono mai essere creati dal nulla. Perché? Perché girano all'interno di questo settore e non possono mai aumentare, a parte tramite una contraffazione, a meno che non ci sia qualcun altro che li inietta all'interno di questo settore. Perché? Perché i cittadini spendono, comprano dalle imprese, le imprese pagano stipendi a dei cittadini che vanno ad accendere un mutuo in banca, le banche prestano dei soldi ai cittadini e neanche tra banche stesse si può creare una ricchezza finanziaria al netto. Perché? Perché le banche si scambiano riserve fra di loro e poi perché sia cittadini che imprese devono ridare i soldi prestati, che apparentemente potrebbero sembrare prestati nati dal nulla, diciamo, alle banche, tra l'altro maggiorati degli interessi. Quindi qual è l'unico attore che può inserire al netto dei soldi in questo settore non governativo? È lo Stato, il governo. Allora, il governo spende, escono dei soldi dal settore governativo, supponiamo una spesa di 100, escono, quindi riporta un meno. Entrano nel settore non governativo, aziende, cittadini, banche commerciali. Questi soldi circolano nel settore non governativo, si è creata ricchezza in questo momento, una ricchezza di 100. Poi però il governo che cosa fa? Tassa, quindi drena, ad esempio, 80. Restano all'interno del settore non governativo più 20. Questa ricchezza è chiamata ricchezza finanziaria al netto. Deficit di bilancio. Deficit perché è il deficit del governo, è il meno del governo, che equivale ad un surplus del non governo, la ricchezza del non governo. La cosa fondamentale da capire è che in uno Stato a moneta sovrana, cosa che tutti quanti tutti i media oggi condannano, il meno del governo, il deficit, il debito, il deficit accumulato negli anni del governo è sempre la ricchezza al netto della tassazione del settore non governativo. Oggi noi ci troviamo purtroppo in una situazione differente, che è questa, la situazione del pareggio di bilancio. Anzi, in realtà noi ci troviamo addirittura in quella dopo, ma restiamo un attimino in questa slide, la slide del pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è stato inserito in Costituzione nel 2012 da un Parlamento oltretutto illegittimo, dichiarato tale nel 2005, e il pareggio di bilancio prevede che il governo, articolo 81 della Costituzione, inserito in articolo 81 della Costituzione, il governo spende 100, entra della ricchezza finanziaria nel settore non governativo, ma il governo poi tassa 100, quindi al netto della tassazione resta 0. Gli unici soldi che possono utilizzare all'interno del settore governativo, cittadini, aziende e famiglie, sono sempre gli stessi. Non si è creata nuova ricchezza finanziaria al netto. Peggio ancora,
il surplus di bilancio, il governo fa un surplus, il non governo fa un deficit. Il governo non ha speso per il settore non governativo, non entra ricchezza finanziaria al netto nel settore governativo, ma ancora peggio viene drenata ricchezza dal settore non governativo, quindi noi veniamo impoveriti dal governo stesso. L'unico attore che potrebbe in alternativa rispetto al governo introdurre ricchezza finanziaria al netto nel settore non governativo, cioè noi, è il settore estero. Quando noi produciamo dei beni, li vendiamo all'estero e con la vendita dei nostri beni arrivano dei soldi. Quindi si registra un meno dal settore estero perché noi vendiamo dei beni e poi andiamo ad importare dei beni dal settore estero e quindi facciamo uscire, diciamo, un più 80. In questo caso si potrebbe registrare una ricchezza finanziaria al netto delle esportazioni, se non mi sono sbagliata, al netto delle esportazioni, sì, con un più 20. Però qual è il problema? Il problema è che il settore estero è sempre un punto di domanda. Può da un momento all'altro decidere di non comprare più da noi. Perché? Perché magari ci sono dei paesi che producono ad un prezzo più basso, la Cina, l'India, un qualsiasi paese che ha una manodopera ed un prezzo finale del bene ad un prezzo più basso, o per utilizzare un termine che noi tutti sentiamo ricorrere spesso in televisione, nei giornali, alle università, più competitivo. Significa ci sono dei beni che costano di meno a prodotto finito, nella maggior parte dei casi, soprattutto nella zona euro, dove l'euro alla fine è un sistema di cambi fissi, incidono sul salario di chi li produce. E adesso Marco vi farà vedere un video che è decisamente illuminante da questo punto di vista. Perché la Germania è più competitiva di tutti gli altri paesi dell'Europa? E soprattutto, qual è una delle leve grazie alle quali all'interno dell'Eurozona ci sono dei paesi che riescono a vendere di più rispetto a degli altri? Questa storia del surplus con l'estero, quindi della necessità, così come ci viene detto dai media, di esportare, bisogna essere molto precisi, bisogna stare molto attenti a questi concetti qua che vogliono far passare. Perché alla fine le esportazioni cosa sono? Cosa abbiamo detto prima? Cos'è in economia un bene reale? Sono i soldi oppure è un qualcos'altro? I beni reali non sono i soldi, sono quello che io produco, quindi quello che mi serve per vivere, come l'acqua, come il cibo, quello che mi serve per vivere meglio, per avere una qualità della vita superiore, come la tecnologia, le auto, una casa in buone condizioni, che sia in grado di tenermi al fresco d'estate o al caldo d'inverno. Questi in economia sono i beni reali. I beni finanziari, se ci pensiamo bene, sono un codice, sono dei numeri, sono qualcosa che alla fine è esattamente come un telecomando. Alla fine cos'è il bene reale? Quello che guardo per televisione o il telecomando che uso per passare i canali? Quindi, i soldi alla fine devono essere un codice che ci consente di accedere ai beni reali, ma non devono mai essere il fine. Ecco perché in economia, paradossalmente, ma neanche tanto paradossalmente, è meglio importare che esportare, perché la vera ricchezza è rappresentata da tutto ciò che io sono capace di produrre al mio interno, più tutte le cose che gli altri fanno meglio di me e che posso importare. Paradossalmente le esportazioni sono un impoverimento in termini reali, perché per esportare cosa devo fare? Innanzitutto devo tenere bassi i salari per abbassare i prezzi, quindi per far sì che siano le altre popolazioni a godere di beni reali di cui la mia popolazione non godrà. Quindi ecco qual è il bene reale dell'economia e cosa oggi ci vogliono far fare, cioè giusto il contrario di quello che in verità bisognerebbe fare per tutelare
il bene della popolazione, anche perché per esportare internamente i beni devono essere poco consumati, perché se li devono mandare fuori bisogna distruggere la domanda interna con l'impoverimento della popolazione, quindi quella cosiddetta deflazione salariale. E questo concetto ce lo spiega molto bene Mario Monti nel video che adesso vedremo insieme. Mentre Marco prepara il video, io volevo fare un appunto. E questo... pronto? Sì? Solo una cosa, questo non significa che in uno Stato sia moneta sovrana che moneta non sovrana, noi in questo momento stiamo parlando di uno Stato sovrano, non si debba esportare. Si esporta tranquillamente, ma questo non deve essere la leva della ricchezza dell'economia. Deve essere una scelta, non deve essere una... Esattamente. È un punto importante perché cioè, non stiamo parlando né di dazi né di embarghi né di autarchia, assolutamente. I rapporti di import-export sono fondamentali all'interno di uno Stato sovrano, solo che non deve essere la leva che fa entrare ricchezza finanziaria, cioè soldi, all'interno di uno Stato, perché crea delle conseguenze decisamente disastrose a livello sociale e a livello di tutela dei diritti della persona. Scusate. Demand going. You need somebody to buy your products. Are you saying you want Germany to buy? Chiedo scusa, basso un attimo il volume perché è un po' esagerato. How do you get that demand going? You need somebody to buy your products. Are you saying you want Germany to buy things from you? Well, we are gaining a better position in terms of competitiveness because of the structural reforms. We are actually destroying domestic demand through fiscal consolidation. Hence, there has to be a demand operation throughout Europe, a demand expansion. As you pointed out most clearly, we, for example, in Italy are having problems because we have achieved very good fiscal results, but will they really be sustainable in the longer term unless the denominator, GDP, increases through growth? Mario Monti parlava di politiche fiscali, chiaramente. Allora, il concetto mi sembra chiaro. Alla fine cosa dice Mario Monti? Che bisogna abbattere la domanda interna perché ci sia una domanda dell'Europa nei confronti dell'Italia e l'Italia possa incamerare beni finanziari perdendo beni reali di cui godranno gli altri popoli europei, ma non ne godrà la popolazione italiana. E questo è esattamente il concetto che voglio farvi arrivare. Quindi è vero quello che dice Betty, che sono importanti gli scambi con gli altri paesi, perché alla fine quello che facciamo bene noi ha diritto di essere venduto anche agli altri paesi, quello che fanno meglio gli altri ha diritto di essere importato da noi, ma un'economia non deve mai essere impostata sulle politiche del super export che si basano sulla distruzione della domanda interna, perché questo impoverisce la popolazione in termini reali. Prego Betty, sì, a questo punto parliamo di una cosa, parliamo delle tasse. Andiamo avanti con la presentazione dell'MMT. Cerchiamo di capire perché uno Stato tassa, uno Stato a moneta sovrana. Allora, le funzioni delle tasse. In uno Stato a moneta sovrana servono a legittimare l'esistenza e la funzione della moneta creata dallo Stato. Significa che all'interno di uno Stato, cioè all'interno di una nazione, di un territorio, uno Stato emette la moneta. Perché noi dobbiamo utilizzare quella moneta? Chi ce lo dice? Lo Stato fa una cosa, tassa, perché
drenando moneta, chiedendola indietro, e chiedere indietro questa moneta è a tutti gli effetti un atto di forza, la impone. Inoltre drena liquidità per controllare inflazione e deflazione. Che cosa sono l'inflazione e la deflazione? È la quantità di moneta in circolazione rispetto alla quantità di beni e servizi. Questo significa che se c'è troppa moneta in circolazione rispetto alla quantità di beni e servizi prodotti in un territorio, si può creare inflazione. Lo Stato drena quindi quella moneta in eccesso con la tassazione. In alternativa, se la quantità di beni e servizi presenti in un territorio è maggiore rispetto alla quantità di moneta presente in quel territorio, c'è deflazione, la situazione che stiamo vivendo ad oggi. Quando si dice c'è poca moneta in giro, sì, ma c'è poca moneta rispetto a che cosa? Rispetto alla quantità di beni e servizi prodotti, c'è disoccupazione, ci sono persone che non lavorano, ci sarebbe la possibilità che queste persone lavorino. E c'è poca moneta, siamo in un momento di deflazione. Quindi tassa di più quando c'è più moneta in circolazione rispetto a beni e servizi, tassa di meno quando invece c'è deflazione. Incentiva comportamenti positivi e disincentiva quelli negativi. I comportamenti positivi possono essere la tutela dell'ambiente, la ricerca scientifica senza la sperimentazione animale, possono essere la cura agli indigenti, la cura agli anziani, l'assistenza agli anziani, una qualsiasi attività da incentivare. E i comportamenti negativi sono l'alcol e il tabacco, tassati di più. E il quarto punto è di fondamentale importanza: evitare che gruppi di privati possano costituire delle oligarchie talmente ricche da essere in grado di spodestare lo Stato. Le multinazionali? Le grandi banche? Le grandi compagnie di assicurazioni? I fondi pensionistici? E si crea uno Stato nello Stato in questo caso. Adesso non è il momento di parlare di questo punto, però è di fondamentale importanza per capire una cosa. Allora, lo Stato ha una funzione importantissima. Noi questa sera stiamo qui a parlare di economia, stiamo a parlare dei pilastri fondamentali della macroeconomia, della teoria della moneta moderna, che sono però inscindibili, rendiamocene conto, da una idea politica di Stato. E soprattutto, qual è la ragione d'essere, la ragione d'esistere dello Stato? Dello Stato delle moderne Costituzioni, cioè dello Stato della Costituzione nostra, la Costituzione del 48, che è fondata su dei principi socialisti ma anche liberali. È la tutela della piena occupazione, dei pieni servizi e del pieno stato sociale. Noi abbiamo un articolo della Costituzione, allora un attimino vi leggo solo questo. Cosa può fare uno Stato moneta sovrana secondo la MMT? Creare la piena occupazione. La piena occupazione non significa che tutti dobbiamo lavorare a dei salari da fame, significa che dobbiamo lavorare tutti secondo uno stipendio, un salario che permetta a noi, alla nostra famiglia, di vivere dignitosamente. Quindi scordiamoci la piena occupazione sancita dai trattati internazionali come il trattato di Maastricht, che mette prima la stabilità dei prezzi e poi la piena occupazione. È vero, si può raggiungere la piena occupazione con quel tipo di stabilità dei prezzi, ma con dei salari da fame. Diventare datore di lavoro di ultima istanza per chiunque voglia lavorare e correggere così i limiti del settore privato, che assume il settore privato solo in vista di un profitto. Allora, lo Stato deve essere garante dei diritti inalienabili della persona e garantire il lavoro a tutti. Perché? Perché non è che noi dobbiamo lavorare, punto. È grazie al lavoro che noi riusciamo a realizzarci all'interno di una società e poter esprimere così la nostra personalità, i nostri compiti all'interno di una società. Realizzare il pieno benessere sociale di tutte le classi, sia lavoratori che aziende.
Quindi la lotta di classe lavoratori e aziende è superata, con particolare riguardo all'economia reale, che mira alla produzione di beni e servizi reali e non finanziari e speculativi. È bandita dalla nostra Costituzione. Abbiamo il meraviglioso articolo 3 della Costituzione che ne parla. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, se non si mangia non si pensa tanto bene, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La spoliticizzazione della società di oggi penso che lasci molto a cui pensare. Bene, e oggi ci troviamo in questa situazione. L'Eurozona. Allora, tutto quello che noi abbiamo detto fino adesso riguarda uno Stato moneta sovrana. L'Eurozona è una costruzione decisamente anomala. Siamo nell'Eurozona, la tassazione non serve più ad assolvere quelle funzioni, cioè a regolare inflazione e deflazione, a imporre la stessa moneta da parte dello Stato all'interno di un popolo, a promuovere alcuni comportamenti e a disincentivarli degli altri e a fare in modo che ci siano delle oligarchie private che non si arricchiscano troppo in maniera tale da spodestare lo Stato. Bene, l'Eurozona è una struttura sovranazionale. Lo Stato, il governo, è nell'ultima fascia della piramide, relegato come settore non governativo a non poter più decidere nel proprio territorio per il proprio popolo. Quindi perde il terzo suo attributo, popolo, territorio, perde la sovranità. In realtà perde anche un po' gli altri due, però restiamo così. Allora, esaminiamo il costrutto dell'Eurozona perché è molto importante. Allora, l'Eurozona è per l'appunto una costruzione sovranazionale, è stata definita una governance multilivello. Abbiamo a capo dell'Eurozona la BCE e le banche centrali nazionali che per statuto 20 mi pare, il numero 20, sì, dello statuto, articolo 21 dello statuto della BCE, conformemente all'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ex 101 del Trattato di Maastricht, è indipendente e soprattutto non può prestare agli Stati. La BCE e le banche centrali nazionali non possono prestare agli Stati. Divieto totale. Uno mi chiede, ma a chi dello Stato? Al Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo ve lo dico. Chi è che può andare a chiedere in prestito alla BCE? Gli investitori internazionali. Chi sono? Le grandi banche, i grandi fondi pensionistici, i grandi fondi assicurativi e possono prendere in prestito direttamente dalla BCE. Il governo invece a chi è che può vendere ad oggi i suoi titoli di Stato che ad oggi servono al governo per potersi finanziare? Li può vendere in un mercato, un cosiddetto mercato secondario dei titoli di Stato, primario, scusami, mercato primario dei titoli di Stato, in asta primaria, che possono venire comprati da questi investitori internazionali che poi dopo rivenderanno nel mercato secondario dei titoli di Stato, il cosiddetto MOT, mercato telematico. Detto questo, il governo non può più finanziarsi né a suo piacimento e né secondo i tassi di interesse che, come succedeva prima, erano decisi dal Tesoro stesso. Ad oggi chi decide se il governo può finanziarsi e a che tassi può finanziarsi sono gli investitori internazionali, il cosiddetto mercato. Chi ci governa oggi allora? Chi è che può decidere quanto può spendere il governo per le scuole, la sanità, i servizi, le strade? Cioè, quindi, chi è che può decidere se ad oggi si possono rimuovere quegli ostacoli di ordine economico
e poi sociale, che impediscono a noi il pieno sviluppo della persona? Il governo oggi deve raccogliere i fondi necessari per spendere tassando i cittadini o indebitandosi. Perché? Perché l'alternativa al raccogliere soldi con la vendita dei propri titoli di Stato a degli investitori internazionali è tassare, per far fronte alle proprie spese, è tassare i cittadini. È interessante l'osservazione dell'ex presidente della Fed che dice: non sono soldi delle tasse quelli che noi usiamo per la spesa pubblica, noi semplicemente usiamo il PC per aumentare l'entità del conto che loro, le banche commerciali, hanno presso la Fed. È molto più simile a stampare moneta piuttosto che prenderla in prestito. La Fed è la banca centrale americana. Sì, scusatemi. Allora, rivediamo le differenze tra la lira e l'euro. Quando noi avevamo una moneta sovrana, a suo tempo chiamata lira, il debito pubblico era la ricchezza del settore privato, una registrazione contabile per lo Stato, c'era un debito che non era effettivamente un debito. Le tasse e i titoli di Stato non finanziavano la spesa pubblica, lo Stato non poteva finire i soldi, con l'euro lo Stato può finire i soldi, lo Stato fissava il tasso di interesse, il tesoro, con l'euro sono i mercati che decidono il tasso di interesse, con la lira lo Stato poteva fare spesa pubblica, poteva investire per la piena occupazione e per i servizi, con l'euro no. Lo Stato poteva ottenere la piena occupazione, lo Stato non può ottenere la piena occupazione. Vi lascio con una frase di Wayne Godley del 1992, Wayne Godley è mancato nel 2010. Le nazioni dell'euro non solo rinunceranno alla loro moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. Con l'unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla banca centrale e dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Questo rischia di essere troppo costoso per loro, persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono, infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. Bene, lascio la parola a Marco che vi spiegherà le soluzioni. Grazie. Prima di procedere con la nostra presentazione, però, vorrei tornare un attimo in un discorso molto importante che è bene che abbiamo tutti insieme. Il discorso delle tasse. Oggi cos'è che ci viene detto, una delle tante bugie che ci vengono dette dai media? Ci viene detto che il problema principale per cui l'Italia non va bene è l'evasione fiscale, che stando alle stime che ci vengono dette sarebbe altissima, poi nessuno in verità ha idea di quant'è, perché non esiste un sistema scientifico 200 miliardi. Per stimare un qualcosa che non si conosce. Alcuni dicono 90, la maggior parte delle stime parla di 120 miliardi, alcuni anche di più. Però dobbiamo capire una cosa, dobbiamo veramente capire cosa sono le tasse in uno Stato a moneta sovrana e cosa sono le tasse in un sistema a moneta non sovrana, quindi gli Stati dell'Eurozona oggi. Guardiamo bene per capire questo schema qui, cioè se io Stato, se io G significa governo a moneta sovrana, di fatto non spendo, quindi non emetto nulla qui dentro, emetto zero. Io Stato sovrano, che sono il solo che può creare il denaro, perché nessun altro lo può fare, e lo creo all'atto della spesa pubblica mettendolo lì dentro. Se io non faccio questa cosa, come faccio io governo a venire da voi a chiedere i soldi se per primo non ve li ho dati? È come l'ingresso a una sala, a uno stadio per un concerto, cioè se io che emetto i biglietti di fatto non ve li do, come faccio a venire da voi a chiederveli? Capite bene quindi come la tassazione in uno Stato a moneta sovrana sia veramente qualcosa di discrezionale, qualcosa che può essere usato a discrezione al fine di tutelare l'economia reale di un paese. Adesso abbiamo il problema che le tasse dello Stato Italia sono troppo alte, perché abbiamo delle regole, il Fiscal Compact, che ci impone la riduzione costante di anno in anno del debito pubblico, quindi
che nel giro di 20 anni si tradurrà come qualcosa, come la distruzione per il settore privato di un qualcosa come più di 1.000 miliardi di euro, al fine di ridurre il debito pubblico dal 132% del PIL al 60% del PIL. E come abbiamo detto prima, il debito pubblico non è il debito di cittadini ed aziende, è la ricchezza di cittadini ed aziende, perché quando io Stato immetto qui dentro di più di quello che tra virgolette guadagno, di quello che dreno, determino la ricchezza del settore privato, non il suo debito, il suo impoverimento. Alla fine, se ci pensiamo bene, l'evasore fiscale, uno Stato a moneta sovrana in sé non è un criminale, perché se lo Stato fa una politica dissennata come adesso, che è quella di impoverire l'economia reale, necessariamente stimola anche l'evasione, perché qui dentro comunque devo mantenere un livello di domanda aggregata di spesa per far sì che le aziende comunque vendano, per far sì che assumano, devo mantenere un'economia reale, devo mantenere dei soldi che girano qui dentro. Le tasse in verità adesso sì che sono, adesso che non abbiamo più una moneta sovrana, adesso sì che un evasore fiscale può determinare anche la chiusura di un ospedale, di una scuola, adesso sì che è veramente un crimine, perché tutti i soldi che lo Stato spende necessariamente devono essere restituiti a questi strozzini qui che sono i mercati di capitali internazionali. E basta solo questa cosa, basta solo questo per farvi comprendere che razza di sciagura, veramente che razza di crimine sia stata accettare un sistema dissennato come questo qui. Veniamo al nostro programma di salvezza economica. L'associazione MMT Italia ha stilato un programma di salvezza economica che prevede il pieno ritorno del Paese Italia alla sovranità monetaria e alla sovranità parlamentare. Questo programma è stato stilato in un meeting importante con economisti MMT che si è tenuto a Rimini nel 2012, in ottobre, a cui ha partecipato il giornalista Paolo Barnard, il primo diffusore dell'MMT in Italia, Warren Mosler, il fondatore della nostra scuola economica, Matthew Fostrater e Alain Borges, altri due importanti economisti eterodossi, Matthew Fostrater, un altro economista MMT, e prevede queste due cose che ho detto, che sono le uniche soluzioni fattibili da un punto di vista politico, perché l'Unione Europea e l'Eurozona sono dall'inizio state create con queste logiche. Non è un errore di percorso quello che abbiamo visto. Sono le fondamenta dell'Unione Europea. Il neoliberismo sta alle fondamenta di questo sistema in cui oggi ci troviamo. Sarà un discorso che meriterebbe altre 2 ore di approfondimento e purtroppo non abbiamo tempo. Comunque noi vogliamo proporre una soluzione che ci sembra la più credibile e l'unica che è veramente fattibile. L'Italia quindi deve uscire dal sistema euro, deve annunciare, deve farlo in maniera repentina per non essere sottoposta ai ricatti di mercati di capitali. Vediamo il caso della Brexit, del referendum che si è appena tenuto da poco in Gran Bretagna, che già lì, nonostante l'Inghilterra avesse comunque la sua moneta sovrana, i mercati di capitali comunque sono stati in grado di impaurire la popolazione, che fortunatamente comunque ha votato per abbandonare questa sciagurata unione. L'Italia annuncia che pagherà in lire, quindi comincerà fin da subito a tassare in lira e a far sì che tutte le transazioni all'interno del nostro paese avvengano nella nostra nuova valuta sovrana, la nuova lira. Attenzione al secondo punto che è molto importante. I depositi dovranno rimanere in euro, i nostri conti correnti dovranno rimanere in euro. Questo perché? Perché così la popolazione, per poter pagare le tasse, e queste cose le dobbiamo fare, perché se non paghiamo le tasse non possiamo avere diritti in Italia, e per poter eseguire tutte le transazioni, cosa dovrà fare la popolazione? Dovrà vendere euro alla Banca Centrale Italiana per acquisire lire, per poter effettuare tutte le transazioni e pagare le tasse. E questo causerà un apprezzamento della lira, non un deprezzamento come comunemente ci viene detto, perché in economia è il bene, quello raro, quello scarso, quello che viene cercato, quello che viene acquistato che si apprezza, mai il contrario. Questo permetterà anche un'altra cosa molto importante che dopo vedremo in relazione al pagamento del debito estero che avremo con le altre nazioni.
Altra cosa molto importante, il governo, dotato di sovranità monetaria, quindi di capacità infinite di finanziare la sua spesa, dovrà applicare un programma di pieno lavoro garantito, perché questo lo può fare, un governo sovrano non ha alcun limite finanziario. Dovrà assumere tutta la manodopera disoccupata in programmi utili socialmente, non stiamo parlando di fare concorrenza al settore privato, stiamo parlando di servizi, non di prodotti, quindi ad esempio interventi anche semplici ma importanti per la popolazione, come la riqualificazione ambientale, la lotta al dissesto idrogeologico, i servizi alle persone. Pensate, non so, anche cose semplici come gli ospedali, quanto difficile è bloccare un medico che corre per chiedere un'informazione su dove è un determinato reparto, una determinata area. Ma questo alla fine causa ricchezza, perché anche i servizi sono ricchezza, non solo i beni materiali. Pensiamo anche ai servizi agli anziani, ai bambini, alla popolazione più svantaggiata, più povera. Pensiamo alle enormi quantità di cose che si potrebbero fare anche in modo semplice. E comunque dovrà assumere questi lavoratori con delle paghe dignitose che siano un riferimento anche per le paghe pagate dal settore privato. E questo non è affatto una cosa statalista, una cosa che vuole essere contro il privato, perché man mano di cos'è che ha bisogno il privato per poter prosperare? Di cos'è che hanno bisogno le industrie private per aprire, per assumere? Hanno bisogno che ci siano dei cittadini che hanno un reddito, che questo reddito possa essere speso per creare più domanda, quindi per creare più produzione, più assunzioni. Ecco che generando dei nuovi redditi con questo programma, di fatto noi aumenteremo la domanda aggregata e aumenteremo le entrate per il settore privato che pian piano comincerà a riassumere all'interno del suo settore i lavoratori del programma PLG, cioè del programma di lavoro pagato dallo Stato. Questa è una cosa che si è fatta, per dire, in Argentina nel 2002, dopo che l'Argentina fece default sul rapporto fisso dollaro peso 1-1 e uscì da questo dissennato cambio fisso, applicò un programma sulla falsariga di quello che stiamo dicendo, in verità lo applicò in maniera molto più blanda perché era rivolto, aveva delle paghe molto basse ed era rivolto solo a determinate categorie della popolazione, ma vediamo bene comunque quali sono state le conseguenze per il ritorno dell'Argentina alla sua sovranità monetaria. Nel giro di un solo anno, questo è l'andamento del PIL, prodotto interno lordo, quindi il reddito interno nazionale, nel giro di un solo anno, dal 2002 al 2003, il PIL dell'Argentina passò dal meno 11% al 9%, quindi a percentuali cinesi, e così via per tutti gli altri anni, fino al 2007, anno in cui questo programma fu dismesso per motivazioni politiche, purtroppo. Dopo cominciò a calare un po', ma non a livelli negativi, mai. La disoccupazione nel giro di un solo anno passò dal 22,5% a poco più del 17%, per poi scendere sempre di più, e attestarsi su livelli del 7%. Sapete qual è oggi la disoccupazione dell'Italia o dell'Eurozona? 11,5% dell'Italia, sopra il 10% quella degli altri paesi che hanno adottato l'euro. Secondo i dati dell'Istat. Secondo i dati dell'Istat, che vabbè, calcolano come occupato anche chi lavora mezza giornata della settimana, ci addentriamo in discorsi complessi e che comunque è bene accennare, come giustamente ha fatto Elisabetta. Quindi vi invito io proprio a approfondire tutte queste cose che diciamo, mai affidarvi in maniera critica di quello che viene detto, soprattutto di quello che viene detto dai media, che è una versione univoca delle cose. Il governo, ci rifacciamo al discorso di prima, abbandonerà le logiche distruttive del super export che, come abbiamo detto, si basano sull'impoverimento in termini reali delle popolazioni, quindi sull'abbassamento dei salari affinché i beni possano essere esportati, dati ad altri, che è la politica che ha applicato la Germania con le riforme ARZ sul lavoro a partire dal 2000 e dopo ne vedremo le conseguenze. Il governo quindi cesserà la sua spesa a deficit, quindi cesserà di mettere quella sua spesa al netto di quello che tassa moneta all'interno del settore privato, solo qualora si raggiunga lo status della piena occupazione, quindi del pieno impiego dei fattori produttivi, perché quando io non posso, il settore privato non posso produrre più beni e servizi di così, ecco che allora, ma solo in questo momento, e adesso non siamo in questo momento,
è bene che la spesa dello Stato si abbassi, perché quando io metto troppa moneta rispetto alla capacità di produrre beni e servizi, cosa succede? Si genera l'inflazione, che a un certo punto non si può produrre di più di così, che è un livello comunque da sogno. La piena occupazione è un qualcosa in cui si è andato vicini in certi casi, ma non si è mai raggiunta pienamente. Vediamo i risultati delle politiche del super export, del neoliberismo in Germania, che dal 2000 al 2008 i redditi reali dei dipendenti tedeschi, e questo è il certificato dell'Istituto Federale di Statistica tedesco, si sono abbassati in questi 8 anni del 9%, quindi di una percentuale maggiore rispetto a tutte le altre maggiori economie dell'Unione Europea, di più anche rispetto all'Italia in termini relativi, proprio perché per esportare devo abbassare la domanda interna, devo impoverire la mia popolazione. La Cina, l'India, il Vietnam cosa fanno? Il Bangladesh fanno questa cosa qua, anche loro fanno anche di più, ma mica tanto, perché la Germania ha comunque un quarto delle forze di lavoro impiegate nei mini jobs, con paghe da fame, 400-450 euro al mese, e senza contributi per la tutela del sociale. E questo è l'andamento del PIL tedesco, che non è sempre stato questa gran cosa così meravigliosa che ci vogliono far credere. È stato spesso abbastanza positivo, non ai livelli dell'Argentina che abbiamo visto prima, per dire, ma ci sono stati anche dei forti cali, dato anche spesso vicino allo 0% come negli ultimi anni. È andato addirittura nel 2009 a meno 5%, che è la stessa diminuzione del PIL che subì l'Italia in quell'anno. Invece l'Italia cosa ha fatto negli anni del boom economico in cui diventò il grande paese che nonostante tutto è ancora? Guardate bene, questo grafico rappresenta il saldo delle partite correnti. Che cos'è? È l'interazione, rappresenta l'interazione del nostro paese, gli scambi finanziari con l'estero. Quindi quando l'area è sotto lo zero, chiaramente noi perdiamo soldi nei confronti dell'estero. Viceversa, quando l'area è sopra lo zero. Negli anni 50, 60, inizio anni 70, gli anni del boom economico, l'Italia non applicava affatto politiche basate sulle super esportazioni, applicava politiche di spesa pubblica per tutelare il suo sistema produttivo e alimentare la domanda interna. Questo faceva l'Italia, non impoveriva la sua popolazione. Paradossalmente, quando l'Italia abbandonò le logiche di politiche keynesiane, diciamo, di tutela della domanda interna, e quindi iniziò ad avere dei surplus col settore estero, la nostra economia si impoverì, perché negli anni 60-70 il PIL cresceva a livelli 6-7%, negli anni 80 cresceva a livelli del 2-3% mediamente, più basso ancora negli anni 90-2000, dopo il 2007-2008, praticamente abbiamo avuto sempre dei cali del PIL, leggermente positivo, è tornato a essere solo negli ultimi anni. Comunque adesso nel PIL, nel calcolo del PIL, c'è dentro anche il sommerso, è una regola europea anche questa, quindi qua hanno molto spazio, c'è molta volatilità, diciamo, molte le possibilità di farci credere cose che non sono vere, perché il sommerso è una cosa che si può stimare, ma non conoscere. Il governo quindi riporterà la Banca d'Italia sotto il suo più stretto controllo, quindi abrogherà il cosiddetto divorzio che c'è stato nel 1981. Anche qua sarebbe importante fare un lungo escurso storico per capire bene cosa in verità fu quell'evento. Non abbiamo purtroppo molto tempo, ma quello che è importante capire è che alla fine in uno Stato a moneta sovrana, in uno Stato sovrano, legge le fa il Parlamento, non la Banca Centrale. Il governo quindi può sempre controllare quello che fa la Banca Centrale per far sì che essa spenda nel nome del governo. Se non lo fa è una scelta politica, non è una necessità economica, non è qualcosa che cala dall'alto. Il governo addirittura farà qualcosa di più, abolirà l'emissione dei titoli del tesoro che con i moderni sistemi monetari sovrani sono qualcosa di inutile, perché esattamente come il governo non deve drenare con le tasse per poter spendere, esattamente le stesse cose con i titoli. Prima il governo spende, dopo ritira con le tasse e con la vendita dei titoli, mai il contrario. In verità i titoli di Stato hanno un'altra funzione, che anche qui è una lunga storia, comunque legata sempre a quando c'era il legame con l'oro, ma non c'è comunque questa necessità di adottare questo provvedimento complesso e farraginoso per poter spendere.
governo sovrano non ha comunque mai problemi nell'onorare i suoi titoli, ma è una cosa inutile alla fine. Può comunque pagare anche alti interessi sui conti correnti bancari se vuole aumentare l'attivo della sua popolazione. Di seguito vediamo bene proprio alcuni esempi di tassi di interesse sui titoli decennali di stati a moneta non sovrana rispetto a stati a moneta non sovrana. Gli Stati Uniti hanno bassi tassi di interesse sui titoli decennali. La Gran Bretagna, nonostante tutti ci dicano che sia fallita col Brexit, ha addirittura un tasso di interesse che è sceso negli ultimi giorni. Notizia di oggi, da 0,93 è passato a 0,84, quindi bassi tassi di interesse significa che i mercati si fidano. Al contrario, i tassi di interesse vengono alzati quando i mercati non si fidano di quello Stato, perché pensa che possa fallire, quindi li alzano per tutelare le loro eventuali perdite. Il Giappone è addirittura negativo. L'Italia è dell'1,51%, perché adesso abbiamo un governo che fa gli interessi della finanza internazionale, che comunque non è bassissimo. Il Portogallo è ancora più alto, guardate quello della Grecia. Quello che è importante capire è che comunque il tasso di interesse in uno Stato a moneta sovrana è fissato alla fine dal governo, che non avendo necessità di vendere titoli è lui che decide il prezzo dei suoi titoli. Non così per uno Stato che non controlla le sue monete, che quindi non è sovrano delle sue economie. Questi sono gli ultimi dettagli del nostro programma. Tutti i conti correnti potranno e dovranno essere assicurati dalla nostra banca centrale, Banca Italia. E le banche devono essere regolate nell'esclusivo interesse pubblico, quindi si dovrà eliminare il funzionamento del settore finanziario speculativo che alla fine traina soldi all'economia reale per arricchire un 1% della popolazione, quindi la grande finanza speculativa. Il debito di Stato residuo in euro, quindi quello che abbiamo nei confronti con l'estero, che sarà ancora in euro, non in lira, sarà onorato dall'Italia in tempi e modi decisi dall'Italia, che comunque non avrà più bisogno dei finanziamenti internazionali per poter spendere. Da calcolare anche che, rifacendoci al punto 2 che abbiamo visto prima, quindi quando i cittadini venderanno euro per acquisire lire e pagare le tasse, questo farà sì che Banca Italia, che è un agente del governo, avrà a disposizione un'elevatissima quantità di valuta estera con la quale poter pagare anche il debito pregresso in euro che eventualmente dovremo pagare ai finanzieri internazionali. Calcolare anche che probabilmente un'uscita dell'Italia dall'Eurozona causerà anche il collasso di tutto il sistema, quindi questo problema potremmo anche benissimo non averlo più. I cittadini con solvenze e con debiti intrattabili saranno aiutati dal governo, che come abbiamo detto ormai molte volte non ha limiti finanziari, quindi può tutelare anche i debitori in difficoltà. Il governo renderà inoltre applicativa una legge che renderà obbligatoria su richiesta del debitore la conversione del debito pregresso in euro e in lire. Parliamo di debiti interni, questo lo può benissimo fare. È una prerogativa di uno Stato sovrano. Per quanto riguarda le imprese con rilevanza sistemica, quindi le grandi aziende multinazionali che eventualmente decidessero di dismettere le loro attività sul territorio, questo potrà avvenire non senza una collaborazione col governo per tutelare l'occupazione perduta e per tutelare anche l'ambiente, quindi quelle operazioni per il ripristino ambientale in grandi siti dove vengono dismesse queste attività industriali. Comunque anche questo non è mai un problema per uno Stato sovrano, che può sempre col suo programma di lavoro garantito assumere la manodopera disoccupata o anche finanziare lavori per coprire la disoccupazione che si crea eventualmente per aziende che comunque decidano di dismettere le loro attività in Italia. Vi lascio in conclusione i riferimenti ai nostri principali siti ufficiali, quindi abbiamo il sito della nostra associazione che vi consiglio di consultare perché trovate degli aggiornamenti settimanali su tutte le notizie economiche che avvengono nel mondo, viste da un punto di vista delle MMT. Il sito è www.mmt.info se volete anche prendere nota. Il sito dell'Associazione Veneto invece è un'intervista.org, mmbtveneto.org.
Le 7 frodi capitali dell'economia neoliberista sono una serie di 7 articoli che abbiamo scritto e che sono facilmente accessibili nel nostro sito Veneto, in cui spieghiamo proprio uno a uno in cosa consistono questi falsi miti dell'economia così come ci viene spiegato dai media. Molto importante è anche l'ultima serie, questi sono 3 articoli che sono stati scritti da un nostro economista MMT australiano che si chiama William Mitchell e che spiega in maniera dettagliata, tecnica, in cosa consiste la spesa deficit in uno Stato a moneta sovrana. Quindi spesa deficit e reale funzione delle tasse e le reali funzioni dei titoli, tutte le cose di cui abbiamo accennato questa sera. La nostra presentazione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Adesso c'è la sezione delle domande. Pregherei chi eventualmente vuole fare una domanda di alzare la mano, veniamo anche a portarvi il microfono vicino. La diapositiva 31, Marco, se puoi dare un'indicazione, ecco, dal 2002, vedi che siamo come 1960, è una domanda che ti provoco così. Sono gli interessi che dobbiamo, che portano giù così? Sì, riassumo la domanda per chi non ha sentito. Allora, siamo dopo... in Eurozona nel 2002. Certo, assolutamente. Allora, dopo il 2000, in verità siamo tornati ad avere ancora un deficit delle nostre interazioni con l'estero, dei nostri scambi finanziari con l'estero, esattamente come accadeva nel 1960, ma per motivazioni completamente opposte. Cos'è successo dopo il 2000? Praticamente abbiamo adottato l'euro. Abbiamo adottato una moneta sopravvalutata rispetto a quella che avevamo prima, la lira, quando invece altri paesi, i nostri diretti competitori, soprattutto la Germania, hanno adottato un euro sottovalutato rispetto alla valuta che avevano prima, il marco. Questo cosa ha comportato? Ha comportato un innalzamento repentino dei prezzi dei nostri prodotti, in concomitanza con un abbassamento dei prezzi prodotti dalla Germania. E questo ci ha causato un forte deficit commerciale per tutti gli anni a venire. In concomitanza con una riduzione della spesa, mentre una volta la spesa, quando eravamo Stato sovrano, poteva essere tenuta ad un livello tale per tutelare la domanda interna, con la sottoscrizione del Trattato di Maastricht questo non poteva più essere. Noi dovevamo abbattere sempre di più la spesa dello Stato, quindi abbattere sempre di più l'attivo del settore privato. Questo ha causato la grave crisi in cui oggi ci troviamo, quindi un abbassamento del debito pubblico che ha portato nel 2007-2008 a un'esplosione del debito privato, con la grave crisi finanziaria che dagli Stati Uniti facilmente si è propagata anche all'interno dell'Europa. Quindi c'è questa differenza importante da sottolineare tra cos'è una perdita con l'estero per uno Stato a moneta sovrana, che non è mai un problema, e cos'è una perdita con l'estero per uno Stato a moneta non sovrana. Questo sì che può diventare un problema, perché lo Stato a moneta non sovrana comunque non può più finanziarsi all'infinito come poteva fare un tempo. Quindi in questo caso c'entra anche la conversione, no? Che è stata fatta. E poi, tornando al discorso di prima riguardo l'eventuale uscita dell'Italia dall'Eurozona, perché parliamo di ridare indietro il debito? Noi effettivamente un debito ce l'abbiamo davvero. Se posso rispondere a questa domanda, praticamente Nino Galloni, l'ex ministro del Tesoro del 1981, prima hai citato, ha detto che proprio per entrata allo SME, il divorzio, quello che è stato, gli interessi sul debito pubblico sono di 3.000 miliardi. Noi abbiamo un debito pubblico di 2.200 miliardi, che è di giurisdizione nazionale italiana, non estero, perché è questo importante da capire, perché i debiti che ci sono quelli delle banche finanziarie e commerciali con l'Europa. Quello è il debito. Il debito non esiste. Questa storia del debito che ci propinano è totalmente falsa, perché se noi pensiamo, paghiamo 99 miliardi all'anno di interessi. Cioè,
Poi ci andiamo a meravigliare dell'evasione fiscale, come hai ben detto, che è di 200 miliardi, cioè quelli servono per alimentare i depositi che sono nei banco, ma altrimenti non troveremo soldi neanche lì. Quindi io trovo che per il combinato disposto che hanno fatto l'articolo 81 che lede l'articolo 47 risparmio, cioè perché noi ci troviamo in una condizione di pareggio bilancio dove se la BCE ci dà 100, noi dobbiamo darne 100, 10 con interessi. Quindi siamo totalmente in una condizione sfavorevole. Chi ne guadagna di tutto questo? Ne guadagna la Germania e ne guadagna i servi politici nostri che tengono banco a tutto questo. Quindi personalmente io da cittadino non sono un economista, ma mi sono avvalso l'articolo 52, ho denunciato Monti, Renzi e Napolitano insieme all'avvocato Marco Mori e tante migliaia di altre persone, perché qui abbiamo davanti un colpo di Stato. E va denunciato da tutti voi italiani. Se siamo in 60 milioni, questi devono andare a casa, perché il codice Rocco nei verbali dell'Assemblea Costituenti cosa che diceva? Diceva, questi hanno scritto il modello economico che voi avete appena descritto benissimo, perfettamente. Hanno detto che cedere l'esercito e cedere la gestione della moneta, uno Stato, se perde una di queste due cose, non è più uno Stato. Noi ci troviamo in questa condizione, non abbiamo più uno Stato. Grazie. Sì, condivido perfettamente l'impostazione del suo discorso. Ecco, una piccola precisazione per quanto riguarda il debito pubblico. Alla fine il debito pubblico può essere creato in due modi. O con uno Stato che spende per il settore privato di più di quello che daranno con le tasse, quindi spendo 100, daranno 80 o meno 20, che è un dato contabile per uno Stato a moneta sovrana, oppure anche vendendo titoli, come ho detto prima, è una costrizione autoimposta, perché in verità uno Stato sovrano non avrebbe necessità di vendere titoli, però purtroppo è rimasta per molti anni in essere questa prassi, che era un retaggio ancora del gold standard, quando si voleva far sì che i cittadini tenessero i loro soldi in questi conti, chiamiamoli conti speciali, che sono conti titolo, per maturare un interesse ed arricchirsi, ed evitare che ci fosse la cosiddetta corsa all'oro. Per qualcosa avrebbe potuto danneggiare lo Stato, perché a quel tempo la moneta e la capacità dello Stato di spendere era agganciata alle riserve auree. Al di là di questo, comunque, il debito pubblico dell'Italia, che ammonta a una cifra molto superiore ormai ai 2.000 miliardi di euro, è un debito che abbiamo sia soprattutto con l'interno, con il mondo delle finanze interno del nostro paese, ma in parte anche con finanzieri esterni al nostro paese. Può essere un problema dal punto di vista di onorare il debito con l'estero, perché i creditori esteri ci potrebbero dire: voglio che il mio debito sia pagato in euro, non in lira. Ma questo assolutamente è un falso problema, perché se i finanzieri esteri ci dicono: tu Stato italiano ridammi indietro il debito in euro anche qualora tu non abbia più riserve di euro, a un certo punto lo Stato italiano può fare come ha fatto l'Argentina, quindi mandare tranquillamente al diavolo i creditori esteri, perché noi non avremo più necessità di finanzieri esteri che ci diano i soldi perché noi possiamo spendere. Esatto. E questo sì. Comunque quel sistema che abbiamo detto prima di lasciare i depositi in euro così che la gente venda euro per acquisire lire, il governo comunque avrà a disposizione una forte quantità di valuta estera per poter pagare anche eventuali debiti esteri, quindi eventualmente anche per venire incontro ai capricci dei mercati di capitali. Uno Stato sovrano comunque, potendo sempre garantire con la sua moneta il pagamento anche degli interessi sui titoli di Stato, sarà sempre solvibile, quindi a quel punto saranno proprio i creditori internazionali che ci pregheranno in ginocchio di vendere loro i titoli di Stato. Grazie. Volevo chiederti se il discorso ho letto sul sito economico, mi ricordo che la maggior parte, il 70% delle banche europee, mi sembra centrali, sono di proprietà statale, quindi dicono che secondo loro quindi il problema non si pone, perché essendo di proprietà statale la maggior parte, la nostra sappiamo che non è di proprietà statale, è di proprietà di privati, ma per il 95% mi sembra.
e allora dicono che praticamente il problema non sussiste perché il 70% è di proprietà statale, quindi è tutto a posto, tutto va bene, insomma, quindi il discorso... e poi l'altra cosa è dello spot famoso di qualche anno fa, che diceva appunto che se non paghiamo le tasse vuol dire non ci sarebbero i servizi, non ci sarebbero se fanno terrorismo, quindi anche credo crolla questo, quello che dite voi, insomma, sembrerebbe di capire, cioè, perché come diceva anche Paolo Barnard, mi ricordo alla Gabbia, no, che prima lo Stato prima tassa e poi prima spende e poi tassa, e quindi quello spot lì sarebbe veramente un vero e proprio, come posso dire, una manipolazione, non so, però la gente magari dice no, tu sei, cioè, non si capisce bene il discorso, se poi magari scusa se magari insomma che a volte magari sai i condizionamenti, a volte la pubblicità e i mass media ti fanno credere magari una cosa e che magari invece non è così, insomma, non so da che parte appunto sta il vero, e alla maggior parte della gente penso, non solo io, Sì, grazie per il suo intervento, condivido pienamente anche l'impostazione del suo discorso. Ecco, una piccola precisazione per quanto riguarda le banche centrali. Le banche centrali, al di là del fatto che come sottoscrizione del capitale questa sia effettuata in maggior parte da privati piuttosto che da istituzioni pubbliche, rimane comunque sempre in sé un'istituzione pubblica, perché il sistema bancario è regolato dalle leggi dello Stato, è lo Stato che con le leggi dice alle istituzioni finanziarie cosa devono o cosa non devono fare, mai il contrario. Quindi dobbiamo un po' uscire da questa dicotomia, diciamo, di credere che le banche centrali siano qualcosa di più potente dello Stato, perché le leggi, uno Stato sovrano le fa comunque lo Stato, non la banca centrale. Al di là di questo, oggi noi siamo in una situazione in cui, pur essendo comunque vero che le banche centrali sono delle istituzioni pubbliche, anche se regolate dal diritto europeo e non più da quello italiano, adesso il problema è proprio che sono regolate dal diritto europeo, perché il diritto europeo cos'è che dice? Dice che le banche centrali non possono più finanziare la spesa a deficit dello Stato. Dicono che la Banca Centrale Europea deve essere indipendente da qualsiasi decisione politica, addirittura anche delle stesse istituzioni europee. Prego. Dunque, allora, è un problema di sicuro se la banca centrale di uno Stato, il capitale della banca centrale di uno Stato è detenuto in maggior parte da privati, sicuramente, perché possono chiaramente condizionare dall'interno delle scelte. Ma è fondamentale comunque che la banca centrale sia sotto il controllo del tesoro, del governo, comunque del Dipartimento dello Stato in questione che si occupa della spesa pubblica. Normalmente per noi era il tesoro una volta, poi è diventato ad oggi il Dipartimento dell'Economia e della Finanza. La Fed negli Stati Uniti d'America è un'istituzione di diritto pubblico detenuta da privati e che devono comportarsi secondo quanto viene dettato dallo Stato, dal governo in questione. Di certo, sicuramente sarebbe meglio che il capitale fosse detenuto totalmente, fosse totalmente pubblico. Mi sembrava che fosse Andrea Spaventa che diceva molti anni fa che la banca centrale di uno Stato, moneta sovrana in quel caso, è lo Stato stesso, e che quando Ciampi e Andreatta si scambiarono quella famosa lettera, una lettera, era come se io decidessi di indebitarmi con me stesso e mi dicessi anche brutto e cattivo quello che voglio dire. La banca centrale è lo Stato. E poi sicuramente è molto importante che sia di proprietà pubblica, ma anche se dovesse essere di proprietà privata, come vediamo ad oggi, la cosa fondamentale è che sia sotto il controllo statale. Un appunto, successe qualche anno fa, se non sbaglio, Marco, correggimi, che la banca centrale tedesca comprò i titoli di Stato per un ammontare del 35% in asta primaria
non venduti in asta primaria, e non l'avrebbe potuto fare. In realtà è sempre per statuto della BCE, delle banche del SEBC e per quei due famosi articoli, prima di Maastricht e dopo del Trattato sul funzionamento unico dell'Unione Europea, le banche centrali non potrebbero neanche comprare nel mercato secondario i titoli di Stato, però lo fanno. Avrebbero l'assoluto divieto di farlo, però con quell'escamotage lo fanno ugualmente. In verità non c'è scritto proprio che non lo possono fare, c'è scritto che non possono favorire dal punto di vista finanziario le istituzioni pubbliche. Comunque poi alla fine questo escamotage di acquistare dal mercato secondario titoli che però sono già stati venduti a istituzioni private, quindi alla fine non serve a nulla, lo possono fare. Il cosiddetto quantitative easing che sta applicando Draghi anche in questo momento è proprio questa operazione qua, quindi acquistare titoli di Stato delle banche private per far sì che il loro tasso di interesse scenda e quindi un po' dare un minimo di ossigeno allo Stato, che però lo Stato è strozzato dal fatto che abbiamo dei vincoli sulle nostre spese a deficit che ci costringono a fare queste cose qua che abbiamo visto prima, quindi ad impoverire la popolazione in termini reali. Quindi al di là di questo, comunque, al di là del capitale di una banca centrale che può essere posseduto da privati o da enti pubblici, alla fine la banca centrale deve comunque essere un agente al servizio dello Stato, perché la banca centrale crea il denaro, quindi crea il capitale. Non è molto importante quanto capitale abbia come detenzione di azioni, è importante che sia sotto il controllo del governo, che può imporre di operare in una determinata operazione di spesa a deficit per la tutela dell'economia reale della propria nazione. Ho sentito Renzi l'altro giorno che spera nel più presto si arrivi a un esercito europeo. Allora, noi non abbiamo un governo normale perché non l'abbiamo eletto, ma ci è stato imposto. Non abbiamo più la moneta, non abbiamo più l'esercito. Ma se il popolo si ribella, facciamo la fine della Cecoslovacchia? Abbiamo un'invasione? Può essere che succeda? Il discorso dell'esercito europeo è un'idea che in verità è nata ancora con il trattato di Wessex, che mi pare sia stato proposto dall'Olanda. Questa idea praticamente consiste nell'elevare potere agli organi di polizia nazionali. Addirittura esiste già questa particolare istituzione, questa polizia cosiddetta europea che si chiama Eurogenfor, che può già ora operare anche addirittura in operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico e addirittura non è indagabile, le loro sedi non sono nemmeno perquisibili e non possono essere processati qualora addirittura compiano dei crimini nell'esecuzione dei propri compiti che sono loro assegnati. Quindi l'idea di questo trattato è quella di diminuire comunque il potere nazionale, perché la polizia nazionale, essendo comunque legata al proprio popolo, essendo che potrebbe in qualche modo favorire anche determinate proteste, determinati atti del popolo che si potrebbero ribellare a questo sistema, è stata creata proprio questa polizia europea, al di là di ogni controllo democratico, per far sì che possa anche intervenire per sopprimere eventuali proteste anche forti che potrebbero nascere dal basso. L'idea è quella comunque sempre di ridurre i termini reali di democrazia, di rappresentatività delle singole popolazioni, qualora si vogliono ribellare a questo sistema che ci stanno imponendo di nascosto, anche perché sono tutte cose che normalmente nei media non se ne parlano, non sono approfondite. Io ho sentito una bellissima trasmissione stasera che avete fatto, però portiamola al lato pratico, se no da qua non se ne va fuori. In sostanza voi dite che bisogna nazionalizzare questo benedetto paese, come fa l'Ungheria, che senza tanti discorsi, lui, il presidente, è andato contro l'Europa, ha detto io tiro su dei muri, io nazionalizzo la borsa, io
evito di avere agganci e supporti dal Fondo Monetario Internazionale. Spiegatemi come facciamo in Italia, dove realtà come BlackRock sono dentro tutte le nostre aziende produttive importantissime, cioè quelle che tengono in piedi un paese. BlackRock ha la possibilità di gestire i risparmi di chi porta i soldi in posta, perché gestisce tutti i fondi delle poste. Spiegatemi in termini pratici come possiamo toglierci dalle palle sto governo. La borsa di Milano è di proprietà della borsa di Londra. Sappiamo che l'hanno già acquistata tempo fa, quindi questo paese qua non ha più niente in sostanza, non ha più esercito, che il nostro Mattarella ha fatto di tutto per toglierlo, togliendo l'effetto della leva militare. Tenendo conto che articolo 52, no, non mi ricordo più quale sia l'articolo della Costituzione, carabinieri e forze dell'ordine dovrebbero essere italiane, dovrebbero essere fedeli alla Costituzione. Voi dovete farmi capire in poche parole come facciamo a impadronirci del nostro paese nel caso in cui si voglia uscire, cioè questo è il succo del discorso. Voi pensate che dall'oggi al domani potremo andare a Roma e decidere di fare quel che vogliamo, a meno che non ci sia una sommossa veramente popolare dove anche la gente da casa non va più su Facebook ma esce di casa e comincia a mettersi in moto, se no non ci sarà più la possibilità di avere un paese sovrano, perché voi pensate che dall'estero questi 4 marpioni che ci comandano ci lasceranno fare quello che vogliamo? Punto di domanda. Ma tu pensi che a livello europeo di trattati loro si fermino di fronte a questo? Se non c'è un popolo che tira fuori le palle, questo non succederà mai, questa è utopia, perché noi dobbiamo guardare anche a quello che succede nella storia, quello che è successo nella storia. Sì, la soluzione è proprio quella che ha proposto lei. Il popolo deve tirare fuori le palle, per dirlo anche in termini volgari, non c'è altra soluzione. Quindi il popolo si deve informare, la deve magari smetterla di guardare più spesso partite di calcio o fiction per televisione, cominciare di più magari ad informarsi, aprirsi un libro di Keynes che so, o ad aprirsi un libro di Warren Moser per capire come funziona la moneta, per capire tutte le bugie con le quali stanno abbassando le nostre pretese di diritti, di benessere sociale, perché fin tanto che agiremo nell'ignoranza, questi qua continueranno a fregarci, quindi questa è la prima cosa da fare. Dopo il popolo non deve aspettare la politica che si muova, il popolo deve mettere alle strette la politica. Il popolo deve capire che se non si muove, fra 2 anni non avrà neanche più i soldi in posta, ma prima di 2 anni, perché quello che sta succedendo a livello economico-finanziario è una bolla speculativa che neanche il 29 era arrivata a questo livello qua. I titoli di Stato, prendiamo il Bund, è a livelli pazzeschi, oggi era a 167, state parlando con uno che segue la borsa tutti i giorni. Il Bund a 167 vuol dire che quando qualcuno alzerà i titoli, i tassi di interesse, andrà a picco e succederà la stessa cosa con il tasso di interesse nostro, cioè chi ha soldi in borsa e in titoli di Stato, in obbligazioni, troverà una patata che il 29 ci sarà da piangere, e quando succederà questo troverai la banca chiusa il giorno dopo, non è che potrai decidere ma io farò, cioè alla gente bisogna spiegare questo, ragazzi, perché se no non se ne va da nessuna parte, perché oggi sta succedendo questo. Se restiamo in Europa, sì. Oggi con la leva finanziaria che stanno muovendo, ci stanno mettendo in conto e la gente non lo sa che porta i soldi. I titoli decennali tedeschi comunque hanno un rendimento negativo addirittura, quindi... Ma proprio per questo, proprio esatto, perché ce l'hanno negativo e il titolo, i Bund tedeschi sono altissimi e hanno il tasso negativo, quando lo alzano. La gente non sa che porta i soldi in posta e dietro la posta c'è BlackRock che decide le sorti del mondo. Guardate che BlackRock comanda mezza Italia. Cioè, comunque, il discorso delle nazionalizzazioni, allora, cos'è che lo Stato deve portare sotto il suo controllo? Deve portare sotto il suo controllo tutti quei settori che sono fondamentali per la vita economica di tutti noi, sia cittadini ed aziende. Quindi quei settori in cui sono necessari forti investimenti che pochissimi privati si possono permettere, questi sì che devono essere controllati dallo Stato, perché se si crea un monopolio sui beni essenziali senza i quali non possiamo vivere, tipo l'energia elettrica, come l'acqua,
come determinate materie prime, allora noi entriamo nella cosiddetta trappola, della cosiddetta captive demand, quindi domanda prigioniera, perché quando dei monopoli gestiscono questi beni essenziali possono chiederci qualsiasi prezzo, possono imporci l'acqua anche a prezzi altissimi, perché comunque noi l'acqua la dovremo consumare, quindi la dovremo pagare anche cifre esorbitanti. Quindi per questi settori fondamentali, allora qui sì, come quello della grande finanza, qui sì che è dei servizi finanziari, qui sì che è fondamentale che lo Stato agisca e in qualche modo si impossessi o controlli fortemente questi settori, proprio perché sono fondamentali per la vita di noi tutti. Esattamente quello che non permette mica lo Stato non ha necessità di fare cassa, lo Stato sulle medicine piuttosto che sulle autostrade, quindi può permettere a tutti noi anche prezzi bassi su questi settori, può permettersi spese a deficit, quindi investimenti a lunghissimo termine con poco ritorno, garantendo a noi tutti l'accesso a questi servizi. Ed è una cosa importante per tutte le classi sociali, anche per le aziende questa, perché anche le aziende hanno bisogno dell'acqua, dell'energia elettrica e di servizi finanziari accessibili. Questo senz'altro sì, questi settori senz'altro devono essere controllati dallo Stato. Non dimentichiamoci dei TTIP anche che sta per essere, cioè, quello è un'altra bella patata bollente. Certo. Adesso le do. Si riaggancia proprio al discorso. Una cosa, allora, l'unico modo che abbiamo per risolvere il problema è politico. Bravo. Punto. Non c'è nessuno. Non hai detto niente. E il fatto è, bisogna fare un partito politico che sia in grado di portare avanti tutti questi ideali, eccetera. È necessario che il popolo ne venga informato e voti questo partito politico delle regolari elezioni. Siamo lontano 1000 anni di luce dalla situazione attuale adesso, ma non c'è alternativa. Se si vuole fare una rivoluzione di popolo, noi l'abbiamo visto, non so se c'era qualcuno di voi che ha seguito il famoso 9 dicembre qualche anno fa, era un casino della Madonna, perché tutti quanti andavano a dire brutti, schifosi, cattivi perché voi ci rubate i soldi politici. E allora tutti quanti ad andare con il Movimento 5 Stelle, adesso non stiamo qui a fare politica eccetera, perché dicevano brutti, schifosi e cattivi perché voi vi pagate gli stipendi molto alti, e allora una parte diceva usciamo dall'euro, l'altra parte una gran confusione. È necessario che ci sia un partito politico che abbia all'interno del proprio programma un programma di uscita dall'euro e dell'eurozona, e all'interno del quale ci siano dei professionisti veri, sì, e delle persone come lei che segue, delle persone che si interessano e che studiano, perché dall'interesse iniziale, da dire sì, mi pare di aver capito che qui c'è un problema, e allora c'è Paolo Barnard, ci sono i relatori dell'MBT che mi fanno i disegni del governo e del non governo, e poi c'è Marco Mori che è molto bravo perché ce lo spiega molto bene. Bene, bisogna andare a casa e studiarsi queste cose. È faticosissimo, è noiosissimo a volte, perché poi quando ci si mette a studiare veramente si va a fare il pelo nell'uovo, ci vuole tempo e ci vogliono i soldi, perché si studia solo e esclusivamente se si ha un lavoro, se si ha del tempo a disposizione e se si sa che si può mangiare. Quindi prima che ci fottano, diamoci da fare. Io non posso dare una soluzione che sarà quella. Io voglio che la soluzione sia quella, ma tutti quanti noi dobbiamo sicuramente trovarci, litigare, ognuno ha la sua idea, però bisogna che la soluzione sia politica, e ci metteranno i bastoni fra le ruote prima, durante e dopo, come hanno fatto con la Costituzione italiana, i famosissimi, bellissimi, meravigliosi diritti scritti nella Costituzione del 47 e del 48, applicati, ottenuti, conquistati una parte e poi puff, arrivano le distrazioni di massa e sono finiti tutti, e ce ne stanno togliendo ogni giorno, e per riconquistare quelli veramente ci vorranno decenni, ma non c'è alternativa.
Volete andare via dall'Italia? Auguri, dove volete andare? C'era il signore che voleva fare. No, guarda, tu hai coperto il mio intervento. Vabbè, grazie. Io volevo dire esattamente quello che dici. Però l'unica cosa... Si parla sempre lo Stato, il popolo, sembra sempre queste cose. Ma siamo noi, cioè chi lavora all'INAIL e all'INPS è lo Stato, chi lavora e lo conosce lo Stato dall'ultima ruota del carro, cioè lo Stato siamo noi in che senso? Lo Stato è lo Stato, noi il popolo è il popolo, il settore non governativo all'interno di un meccanismo economico, però quello che voglio dire è la sovranità appartiene al popolo e poi siamo noi che una democrazia rappresentativa, perché la democrazia diretta non è possibile in un territorio grande come quello dell'Italia, non è possibile. Sono del parere che finché non riusciamo a far capire alle persone come stanno realmente le cose, perché molta gente, tanti pensionati eccetera, pensano di poter avere la pensione all'infinito. Certo. L'altro giorno parlavo con uno e gli dico: ciao, come va? Guarda, finché ho la pensione mi sto bene, non me ne frega niente, mi sto bene. Ma questo è un discorso generalista che purtroppo fanno quasi tutti, non si rendono conto purtroppo che la pensione non durerà tanto, per cui la gente deve rendersi conto che alcune banche non sono già adesso più nostre. Bisogna dirlo alle persone che pensano di avere i soldi all'Unicredit e non sanno cosa c'è dietro all'Unicredit, pensano di avere i soldi in posta e pensano che domani potranno andare in posta e non sanno che se tu vai a prendere un po' più di soldini di quelli che generalmente ti danno, non te li danno. La gente non sa che se una banca va in default per un 3% di difficoltà interna non può più rispondere ai 100.000 euro che ti dicono. Non esiste questa cosa qua. Allora noi dobbiamo essere in grado, voi come gruppo eccetera, che apprezzo molto per il lavoro che state facendo insieme a Marco Mori, dovete essere in grado di spiegare questo alle persone, perché se no il culo non lo muovono. La realtà è questa purtroppo. Scusate se provoco un po', ma bisogna arrivare, perché questo è il succo del discorso. Se tu vai in banca e gli dici mi serve 5.000 euro, non è che te li danno facilmente, gli devi chiedere con molto anticipo. Condivido tutto quello che hai detto. Chiudo perché ho già parlato troppo. No, condivido tutto quello che hai detto. Prima ho citato una denuncia. Andate sul sito di Marco Mori, scrivete la denuncia di Marco Mori, trovate una denuncia di 70 pagine, ben circostanziate, con i reati che hanno commesso questi politici, che sono quelli che abbiamo detto. Perché non si può normare per un trattato all'articolo, il fondo di risoluzione delle crisi bancarie, al 4.3.1, dire che prima davanti a una crisi bancaria paga l'obbligazionista, poi l'azionista, poi il correntista e solo se necessario, queste sono le parole, solo se necessario il settore finanziario. Questo è il bail-in, ma poi c'è la stabilità dei prezzi, ma poi c'è tutta una serie di altre cose che non erano previste nella nostra Costituzione del 48. Quindi bisogna farla conoscere alle persone cosa, bisogna dire quello che hai detto tu. Scaricatevi questa denuncia, siamo già in migliaia, diventiamo milioni, andiamo a depositarla nelle procure, perché le procure cosa aspettano? Aspettano soltanto i grandi numeri, aspettano che i cittadini italiani diventino non migliaia ma milioni, e allora hanno... dare un po' di mail, ma manda guarda, una mail con quello che bisogna guarda, fare. ma sicuramente guarda, a Radio Gamma 5, ascoltate Radio Gamma 5, siamo lì, alle televisioni e ai canali Italia siamo lì. Firmate la petizione, la scaricate, andate in procura, o l'ho fatto anch'io, non vi dicono nulla, andate dai carabinieri e la depositate. Questo bisogna fare. Dopo ci sarà un partito, e non dovete credere, perché purtroppo era un candidato del Movimento 5 Stelle, non dovete credere, adesso proprio mi sono appoggiato a questo, perché dice le cose come stanno, poi non è uscita l'euro, poi non è uscita l'euro, punto, perché quello è. Cioè, cosa facciamo con un referendum? A chi vi dice che con un referendum risolviamo tutto? Avete risolto qualcosa con l'acqua? Avete risolto qualcosa con tutti i referendum che sono stati fatti? No. Perché? Perché all'interno di quell'aula del Parlamento, dei deputati del Senato, cosa fanno? Tutti insieme truccano i voti, sono d'accordo? Manipolano i voti, guardano prima il numero legale e si mettono d'accordo. È quello che sta facendo. Quindi deve nascere, come ho detto, un nuovo partito che dice chiaramente che si deve uscire da questa porcheria. Basta.
in accordo con tutti i partiti che mirano a questo scopo. Tutti. Posso, Marco? Secondo me qua dentro siete tutti bravi, il signore è bravissimo, ho sentito discorsi, beh Marco per me è uno dei massimi sindaco bravissimi, siete tutti bravi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, siamo 20 persone. Se volete che andiamo fuori di questa porta, andiamo di là della strada, ve lo dico perché l'ho provato io con i banchetti e con i gazebo, va bene, a fare le battaglie con le persone. Guardate che non erano persone che venivano dalla periferia della campagna, persone laureate, intelligenti, gente che ragiona, che pensa. Guarda che le tasse, e io rimprovero sempre a Marco, a loro, che facciamo i discorsi più belli del mondo, non riusciamo fuori di qui a spiegare alla gente che le tasse in caso di sovranità monetaria non servono per pagare pensioni, servizi, sanità, Bravo. Quando noi saremo riusciti, quel momento che saremo riusciti a portare alla gente questo messaggio, che le tasse, quelle che paghiamo quando andiamo a pagare l'IVA, quando paghiamo le ritenute da conto, cioè, non servono per pagare i servizi pubblici. Punto, basta. Io sarei felice, mi basterebbe solo questo. Quando il popolo ha capito questo, gli viene fuori un grande punto di domanda, gli salta la mosca al naso, allora sì viene fuori il meccanismo. Io lo so, 4.500 miliardi di euro maneggia BlackRock. Tra poco la Germania sarà sottoposta ad infrazione perché la Germania si sono accorti, la nostra bella Commissione europea, che fa schifo perché sono 4 stupidi arroganti, va bene, hanno capito che la Germania, va bene, sta esportando e sta mettendo in povertà il popolo tedesco. 7 milioni e mezzo di mini job, va bene, che fanno una indecenza di questa Europa, va bene, e noi stiamo qui perché io lavoro come libero professionista in mezzo all'edilizia, va bene. Non fatemi domande sull'edilizia perché non voglio neanche le risposte di riserva perché siamo alla desolazione più totale. Mi vengono a dire che la Germania sta bene. Cosa la Germania sta bene? Parla con i tedeschi, 8 milioni, 7 milioni e mezzo di contratti. Allora, tra poco avrà l'infrazione, sarà sottoposta ad infrazione la Germania, perché si sono accorti, la Commissione Europea, è una farsa, va bene? Si sono accorti che la Germania non fa importazione e i loro cittadini stanno soffrendo come stanno soffrendo gli italiani. Va bene, nonostante tutta questa questione, perché giustamente, come diceva Marco, le esportazioni implicano competitività, quindi io devo abbassare, tu devi fare più basso di me, se vuoi andare, se io faccio 6,5 euro all'ora, tu devi fare 6,2 euro, quell'altro deve fare 5,5 euro. Il sindaco deve chiedere i soldi alla Banca Popolare di Vicenza che si sta fallendo, dopo mi vengono a parlare dell'Atlante, 7 miliardi dell'Atlante, che se lo tengano l'Atlante, mi viene da vomitare sinceramente a sentire questi discorsi. Allora dico, signori, noi siamo preparati, sono dell'MMT come Marco, come i ragazzi, e orgogliosamente del 2012 ero a Rimini a ascoltare Paolo Barnard, va bene? Bravo. E quando mi sono accorto che, e ho capito, e questo chiedo venia a tutti quanti, anche alla mia famiglia per primo, perché ho fatto 55-60 anni a credere che le tasse servissero per pagare i servizi pubblici, abbiamo capito questo e questa è la rivoluzione. Riuscire a far capire alle menti di quelli che stanno lì fuori, no a noi che sappiamo già, noi sappiamo tutto ormai, qui sappiamo, perché nel momento in cui ci rendiamo conto di questo abbiamo superato la grande fase, tutto il resto fa la cornice ed è un grandissimo abbellimento. Io quando vado fuori e parlo con i miei amici che sono illuminati, signori, ma cosa cazzo dici che le tasse non sono? Ma stai scherzando? Ma cosa dici? È così, ma non lo dico io, è l'economia, tu devi solo salvaguardare l'inflazione o la deflazione. Cristo Dio, il quantitative easing, come diceva Marco, è peggiorativo alle banche, perché quando va giù l'interesse, la banca, quando è che la banca fa profitto e non fallisce? Perché fallisce la banca bolleviera? Perché le passività sono superiori alle attività. Quindi quando io ho le passività, quando è che ho le passività? Quando i miei interessi sono negativi, tra le banche, quando si prestano i soldi vanno in passivo e quindi falliscono, il patrimonio va sotto. Non è solo quello. Non è, d'accordo, guarda che non sono lo stesso. Ci sono altri giochi molto importanti sulle banche che non hanno mai detto. Dopo lei tornerà, io non voglio passare davanti a nessuno, lei ha perfettamente ragione, però è anche questo. La invito a leggere il libro di Daniele Della Bona, sul meccanismo di funzionamento delle banche, un libricino
carissimo che lo trova, va su... Ce l'ho sulla mia pelle come funzionano le banche. Quando staremo attenti a cosa fanno veramente con i soldi le banche, ci sono delle cose che si chiamano opzioni, call e put, operazioni che fanno le banche per poter tenersi a galla e guadagnare. Vabbè, ma adesso non voglio entrare sul meccanismo delle banche. Sì, ho capito, però di concetto è che il patrimonio della banca, va bene, va in negativo quando le passività, adesso noi stiamo a vedere quali sono le passività relative, quando le passività superano le attività, il patrimonio va sotto e la banca fallisce, punto, basta. Ecco, quindi inutile che mi vengano a dire quel quantitativismo risolvi, la televisione, i media, il bazooka di Draghi, mi fa ridere. Quale bazooka di Draghi? Sono titoli come si chiamano, di secondo, non di primo, del secondo, secondari, sono mercato secondario, esatto, mercati secondari, ecco, mercato secondario. Ecco. Allora, questo è il meccanismo, quindi siamo tutti bravi qua. Signori, dobbiamo convincere la gente che le tasse non servono per pagare. Io credo che sia questo il punto focale di tutta la questione. Poi la sovranità non è solo quella monetaria, perché anche la Thatcher era sovrana con la moneta, con la sterlina, era sovrana quando è nato la Thatcher, anche Reagan era sovrano, però con quello che hanno combinato con il liberismo, il problema è prima di tutto la questione che abbiamo detto adesso, la sovranità monetaria, la sovranità democratica dello Stato, va bene, poi abbiamo la questione del liberismo, delle privatizzazioni rispetto al bene pubblico. Questo è il meccanismo che fa funzionare uno Stato e fa l'interesse dei cittadini. Tutto il resto, secondo me, fa da cornice che va bene, però questo è il grande passo. Questo, convinciamo la gente e spieghiamogli che le tasse non servono per pagare i servizi pubblici. È fondamentale, signori. Faccio un piccolo inciso sulle tasse. Il programma MMT prevede l'abolizione dell'IVA, quindi dal 22% al 0%, perché alla fine è una tassa che danneggia la cosa più importante che c'è in economia, che è la domanda. Un inciso. Molte persone credono che la tassazione serva a pagare i servizi perché l'articolo 53 della Costituzione dice che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica. A prescindere dall'osservazione che concorrere non è pagare, ok, e pagare totalmente. Nel 1947 noi avevamo il Gold Exchange Standard, cioè la nostra moneta era legata al dollaro. Quindi non avevamo una moneta fiat, la nostra moneta non era libera di fluttuare liberamente nel mercato internazionale delle valute e di conseguenza noi non avevamo la possibilità di fare spesa a deficit positivo senza vincoli esterni. Questo è uno di quegli articoli della Costituzione, perché se voi andate a vedere c'è qualche articolo della Costituzione che parla delle tasse? Questo. C'è qualche articolo della Costituzione che parla di una banca centrale? Sì, ma non è chiaro, è l'articolo 47 che dice che la Repubblica disciplina, controlla e coordina il credito, ma non lo dice chiaramente, quindi ha una prima lettura più che poco attenta, una lettura che una lettura, diciamo, per chi non ha studiato educazione civica. Sappiate che io so che adesso i ragazzi studiano qualcosina della Costituzione a scuola, ma noi non la studiavamo, cioè da noi facevano studiare le altre lingue. Io sono andata a studiare giapponese perché era il momento di andare tutti quanti all'estero e queste cose. L'articolo 53 della Costituzione è un articolo decisamente ingannevole ad oggi. E questo è uno, a mio avviso, degli articoli che dovrebbero essere cambiati nella Costituzione italiana e non quel casotto che stanno facendo adesso. E io vi devo salutare, ho una bambina piccola di 1 anno e mezzo a casa con mia mamma, quindi vi devo salutare. E grazie a tutti quanti, ci vediamo continuamente. Grazie Elisabetta. Se c'è qualche altra domanda, se no possiamo chiudere. Grazie a tutti per la presenza. Grazie a voi.